Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccocchannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. Buonasera dai nostri studi. LCN Stadio torna dopo qualche settimana di assenza a farvi compagnia per raccontarvi questo primo turno nazionale, primo turno del Lecco nei playoff. È il terzo ovviamente turno di questa edizione dei playoff per decretare la squadra che salirà in Serie B e si aggiungerà alle 3 vincitrici dei rispettivi gironi. Ciao Ivan Alborghetti. Ciao, buonasera a tutti e forza Lecco sempre. Aspettiamo che arrivi anche Giuseppe Mazzoleni che ci farà compagnia in questa partita. Lecco ad Ancona, e noi ad Ancona ci colleghiamo perché c'è il nostro Matteo Bonacina come sempre presente allo stadio del Conero in questa occasione. Fausto Riva in regia oggi ci connette come sempre con Matteo che poi racconterà con il suo obiettivo, naturalmente con la gallery fotografica che troverete in serata, i nostri resoconti della partita, le interviste, gli highlights del match a livello video. Una partita naturalmente molto importante, l'andata di questo terzo turno di playoff. Ciao Matteo. Buonasera a tutti. Ciao Matteo. Allora, Ciao. innanzitutto ti chiediamo le sensazioni di questo viaggio, anche come è andato il viaggio, Matteo, per arrivare ad Ancona, naturalmente attraversando anche le zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Terribili le condizioni tra Forlì e Faenza. Penso che tutti ieri abbiate visto quel video in cui esondava il torrente e percorreva trasversalmente l'autostrada A14. Posso assicurarvi che anche oggi ha un asciutto, torrente asciutto impressionante uguale. Assolutamente. Esprimo anche solidarietà alle popolazioni, però vabbè. L'abbiamo superata, sarà sicuramente una bella serata di calcio. Speriamo che sia positiva e completamente bella anche per noi. Ce lo auguriamo. Vediamo l'immagine in sovraimpressione, appunto la foto che ci hai mandato poco fa dal Conero con comunque il sole, un cielo sereno su Ancona e sulle Marche. Il Lecco che ieri ha impiegato 10 ore, può influire secondo te questo al fatto di aver fatto comunque fatica, un viaggio tribolato, quello della squadra per arrivare ad Ancona ieri, può influire in qualche modo? Lecco che lo ricordiamo è fermo da parecchie settimane comunque. Sicuramente non si fa dormire particolarmente bene, fare 10 ore e mezza di pullman dove sei scomodo e anche mentalmente non ti aiuta. Intanto sta leggendo le formazioni, se non l'avesse intuito sicuramente è un bel colpo d'occhio la curva dell'Ancona, tutti lì fondamentalmente i tifosi dell'Ancona però sicuramente, per tornare alla tua domanda, penso possa avere una propria incidenza. Se vuoi ti do anche due informazioni sul clima ambientale in campo. Allora, il campo ti direi che è sicuramente pesante, perché infatti se vedete dalle immagini davanti alla porta dove si è scaldato Melgrati c'è una grossa buca con tanta terra e quindi ci hanno lavorato molto i tre portieri blucelesti, quindi anche Stucchi e il Pardon e Maffi, perché può essere un problema avere una buca del genere con tanta sabbia davanti alla porta. Nel complesso il campo mi sembra abbia drenato abbastanza bene da tanta acqua che comunque è caduta anche da queste parti nell'ultimo mese, perché ricordiamo che comunque anche qua ci sono stati problemi gravi nei mesi scorsi a livello di piogge torrenziali. E il clima ambientale, per quanto riguarda il tifo, l'avete sentito dalla lettura delle formazioni, c'è sicuramente un bel clima, la curva nord dell'Ancona farà, la curva sud dell'Ancona farà una coreografia
Assolutamente, grazie a Matteo che ci hai raccontato quello che è il clima. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ti volevo chiedere questo, mi sembra che l'Ancona schieri 3 punte là davanti, quindi un assetto abbastanza offensivo se vogliamo. Allora l'Ancona è stato molto duttile con Donadel che ha preso il posto di Colavito non troppo tempo fa, è stato un po' il suo mantra, e si è schierato recentemente col 4-3-1-2, quindi sì, comunque schieramento a trazione offensiva. È una squadra che in mezzo ha qualche problema di assenze per squalifiche, per infortuni, sì. Non parliamo di un'ecatombe chiaramente, però sicuramente sono tutte lì le assenze dell'Ancona. Mentre per quanto riguarda l'Ecco, sono arrivati un po' di tifosi e tanti sono ancora in viaggio. I nostri che arriveranno, sì. Sì, esatto, però un drappello è arrivato e sta iniziando a farsi sentire. A parte questo, vi do l'informazione sull'Ecco. Prima della partita avevo parlato di Enrici, informazione non Bianconi. Enrici ha fatto sorta di provino, poi ci ha optato per Bianconi, che qua è di fatto di casa, avendoci giocato per 1 anno e mezzo. Sì. Quindi questo è l'unico cambio rispetto a quello che era la probabile formazione, quella che vi avevo preannunciato all'ingresso in campo delle squadre. Si è capito solo a distinta consegnata che avrebbe giocato dei due, perché nessuno dei due aveva la pettorina. Assolutamente, Enrici che non è, vedo neanche, quindi non ce la fa neanche in panchina proprio. Allora va in panchina, però ha fatto proprio un provino davanti a me perché aveva un problemino di natura fisica, quindi poi non so se sarebbe spendibile in corso d'opera e per quanto. Nella distinta non lo abbiamo noi in distinta, Matteo, però non so se poi magari è stata l'avevano già fatto, non lo so, però non lo vediamo nella distinta, quindi allora la risposta è lì. Sì, penso che non sia comunque impiegabile. Va bene, allora Matteo ti lasciamo alla partita, naturalmente speriamo entrano adesso, speriamo sia una bella partita, insomma, e che il Lecco si faccia valere anche di fronte a questo pubblico numeroso, come ci hai detto, e caldo dell'Ancona, partita di andata e poi insomma vedremo lunedì nel ritorno. Grazie Matteo, più tardi. A dopo, ciao. Ciao Matteo. Saluto anche Giuseppe Mazzoni, ciao Beppe che ci ha raggiunto, nel frattempo si è microfonato. Allora, leggo velocemente le formazioni, qualcosa ha anticipato naturalmente Matteo, manca Enrici nell'Ecco, quindi Melgrati con Zeliak che festeggia 100 partite oggi, importante dopo Giudici qualche settimana fa. Arriva il momento delle 100 anche per Zeliak che sarà con Battistini e Bianconi, ex di giornata come ci diceva, di serata in realtà come ci diceva Matteo in difesa. Torna Galli davanti alla difesa con Zuccon che non è andato al mondiale e torna ad occupare un ruolo di mezzala a centrocampo insieme a Carlo Ilari, fiducia ancora a Ilari nonostante un finale di stagione non proprio positivissimo. Lepore e Capitan Giudici sugli esterni, là davanti la coppia direi che ci si aspettava, quella titolare si può definirla così, Pinzauti-Buso per quanto riguarda le scelte di Foschi. Per quanto riguarda Donadel dovrebbe essere, poi vedremo insomma se difesa 3 o a 4 come ci anticipava Matteo, comunque con Perucchini in porta, ex Lecco lo ricorderete 2010-11 a difesa della porta blu celeste, Barnabà, Mondonico, Brogni in difesa con Mezzoni, Martina sugli esterni, Basso, Paolucci sicuramente coppia di centrocampo e poi là davanti vedremo come si schiereranno, sono 3 punte comunque, Melchiorre Spagnoli e Moretti, Melchiorre autore di 6 gol in stagione, Spagnoli di 11, quindi due che vedono comunque bene la porta. Ivan, ti volevo chiedere, intanto do anche gli arbitri, Matteo Centi di Terni, Pietro Pascali di Bologna, Roberto Allocco di Bra, gli assistenti, quarto ufficiale di gara, Roberto Lovison di Padova. Può farsi sentire l'assenza dal campo così lunga dell'Ecco, perché comunque non giochiamo da quanto? Una ventina di giorni abbondanti, di più. Allora, questa è una cosa che mi incuriosisce molto, e poi quando ci sono dei precedenti anche in altre situazioni è marcata veramente questo tipo di linea, cioè o entri, fai il grande partitone o può essere condizionato dall'inizio, soprattutto i primi 20-25 minuti. Vedendo anche la formazione, vedendo anche come si è parlato in settimana e come ci hanno riferito negli allenamenti, sicuramente il Lecco deve impostare la partita in fase iniziale, secondo me, per comunque cercare di non prendere un gol, perché ovviamente loro si giocano la chance in casa, hanno il pubblico amico, è comunque una piazza dove i tifosi si fanno sentire, quindi da questo punto di vista sono proprio curioso di vedere. Se guardo la formazione, sicuramente è la formazione migliore che poteva schierare il Lecco.
quindi da questo punto di vista diciamo che sono un po' più tranquillo. Eccezione fatta di Enrici che non c'è. Esatto, che poi è stato un po' secondo me dell'ultima ora. Infatti sono anche curioso di vedere come si comporterà Bianconi a questo aspetto, perché comunque è stato impiegato poco durante il campionato, ma va a giocare nella squadra dove giocava precedentemente una partita importantissima, quindi è una partita che sicuramente ha tante situazioni da guardare e verificare, e ci auguriamo tutti che sia di fatto una bella partita. Come bello lo striscione che vediamo dagli spalti dal Conero vicini alle popolazioni alluvionate. Ora c'è un minuto di silenzio in memoria delle 13 finora accertate vittime dell'alluvione, ma ci sono tanti ancora dispersi, allora ci accodiamo anche noi a questo minuto di silenzio. Allora, quasi tutto pronto per l'inizio della partita. Beppe, tu ti aspetti il solito, mi auguro di no ovviamente, però ti chiedo un po' quello che ti attende alla vigilia. Di solito il Lecco parte sempre un po' contratto, in trasferta l'abbiamo visto purtroppo durante tutta la stagione, non ultima la trasferta di Padova, l'ultima giocata. Oppure playoff, il fatto di non giocare sarà un atteggiamento magari diverso, le motivazioni possono essere diverse? Parto dall'affermazione di Ivan, che ha reputato questa in campo come la migliore possibile, e concordo pienamente su questo. Mi piace molto questa formazione, ci sono tutti. L'altro aspetto fondamentale per cui il Lecco è arrivato molto stanco a fine di stagione è questo prolungamento della data dei playoff con questa lunga pausa. Non può che aver beneficiato, fatto bene alla squadra. E secondo me l'altro aspetto, e mi ripeto quello che ha detto Ivan, partire tranquilli, coperti, per non poi dover inseguire, visto che le partenze del Lecco a volte in trasferta ci hanno abituato subito a delle passi falsi, delle sbandate subito, sì, no? Che poi non siamo mai riusciti a recuperare. È partita da 30 secondi la partita, il Lecco aveva già recuperato palla nel cerchio di centrocampo, se non ho visto male con Galli che poi forse Buso, che poi però l'ha persa. Leggiamo già qualche messaggio che ci arriva. Slim Shadi AB2, Davide se non ricordo male: buonasera, sono appena rientrato settimana scorsa da ricovero in ospedale, ora sto molto meglio, speriamo di vincere, auguri per una pronta guarigione ovviamente, e forza Lecco questa sera e sempre. Intanto che colpo d'occhio la curva sud dell'Ancona, è veramente molto, molto bello. Più che altro speriamo che questa lunga pausa non sia stata troppo deleteria, dicono da casa. Assolutamente, abbiamo appena commentato, c'è paura per questo atteggiamento comunque in trasferta del Lecco. Attenzione perché va sulla destra l'Ancona subito, prova il cross Mezzoni, ci sarà calcio d'angolo per l'Ancona. Salutiamo anche Walter e Alessandro che ci hanno già scritto. Allora, entriamo in cronaca, 1 minuto e 20 secondi, calcio d'angolo per l'Ancona, che è stata la prima a portarsi verso l'area avversaria. Comunque una curva, per chi l'hanno inquadrata, strapiena, bianco-rossa, con tutte delle bandierine, un bel colpo d'occhio, insomma. Assolutamente. Allora seguiamo il corner in mezzo all'area. Fallo, forse è arrivata comunque una segnalazione. Niente di fatto, la palla che si è impennata e finita fuori, ma c'era gioco fermo. È andato, se non sbaglio, a saltare Mezzoni, che poi aggira sulla destra. Non lo sapesse, insomma, nel gruppo degli addetti stampa c'è stato un po' ieri un po' di tribolazione nel raccontare causa purtroppo questi eventi catastrofici che hanno interessato in parte questo centro Italia. La trasferta del Lecco è diventata insomma piuttosto complicata perché era previsto un viaggio in treno e hanno dovuto così rimediare con altre tratte ed è diventata piuttosto lunga. Pullman, sì. Beh, io ieri, ripeto, ero a Rimini, sono partito alle 9:15, ho fatto il Giro d'Italia, ho dovuto scollinare anche l'Appennino, sono arrivato a Lecco mezzanotte.
dico treno, ecco, parte di Frecciarossa, cioè un Ma viaggio. anche col pullman, quindi? Sì, infatti... Ti interrompo un attimo, Sì, Ivan, perché prego. c'è sulla destra il Lecco con Pinzauti che la mette dentro. C'è lo stop in area di Buso che prova la conclusione. Dai. Murata Ilaria, anticipato da Perucchini. Mamma mia. Subito grande occasione per il Che Lecco. occasione, che occasione, occasionissima. Però quando terzo andiamo sulle minuto. fasce, vedi, li metti in difficoltà. Si è allargato, bravo Pinzauti sulla destra, dentro in mezzo nel cuore dell'area, stoppa col destro, la mette giù Buso, prova a calciare col piatto, ribattuto dalla difesa, poi sul rimpallo a momenti Ilari riesce a Sì, beffare, forse anticipare Buso nella Perucchini. conclusione doveva crederci un po' Con di un più. po' più di cattiveria, Sì, gli è esatto. mancata. Sì, sì. Comunque l'ha messa giù bene la palla. Però una Questa palla, allora si è detto durante la vigilia, l'avete detto forse anche ieri Beppe durante la conferenza stampa di Foschi, la difesa dell'Ancona un po' il punto debole, cioè Buso liberissimo è riuscito in mezzo a tre a stoppare il Buso pallone. è velocissimo. Beh, comunque Pinzauti ha dato una palla da rifinitore non propriamente Sì. da punta come lui, cioè è stato gliel'ha proprio messa sui piedi. Prende Buso, doveva anche, come hai detto tu Stefano, essere più cattivo nel tiro, però comunque è stata una bella occasione per i nostri giocatori. L'Ancona ora che prova ad attaccare un tiraccio alle stelle. Poi è andato via veloce, nel senso gli ha dato 2 metri a parità di partenza e il cross, finalmente un bel cross da, penso, parecchie partite che non vedevo un cross così messo bene sul piede, tra l'altro era da solo in mezzo all'area, controllato da 3 difensori che lì se lo sono fatto scappare. È stato bravissimo anche Ilaria ad andare sul rimpallo perché per poco non beffa Perucchini, che lo abbiamo detto ex di giornata, così come Bianconi a maglie invertite, sono 2 gli ex di questa partita. Lecco che però si sta subito facendo vedere, l'Ancona prova a fare la partita, adesso il lancio lungo, attenzione, deve uscire bene Melgrati, Era protetto però. protetto da Battistini. Però Noi è abbiamo- stato bravo, scusa Ivan, anche No, Ilari sì, che ha Bianco. cercato di alzare Sì. la palla, però il portiere era troppo vicino, non è riuscito a scavalcarlo. No, un dettaglio che mi è piaciuto, 2 volte in avanti abbiamo pressato bene, li abbiamo pressati bene, sono stati nella situazione anche loro di andare, poi sull'azione hanno avuto questo discorso, però questo pressing alto nella loro metà campo e vicino anche all'area può essere importante sul fatto che, ripeto, la difesa, sono d'accordo, è il punto debole di questa Tra squadra. l'altro riusciamo a dialogare con una certa disinvoltura a centrocampo, visto Sì. cosa che non è propriamente, se vogliamo, nel DNA di questa squadra, però anche perché non c'è aggressione da parte dei giocatori dell'Ancona. Sì, sì. Ci lasciano salire in maniera abbastanza disinvolta, chissà che questo non possa essere poi alla lunga un aspetto positivo. Allora Lecco che manovra con Buso che scarica a Bella. sinistra, c'è il pallone di ritorno, attenzione alla cross di Lepore, Deviato. prova ad andare a staccare, c'è un rimpallo, la palla rimane Dai! in area ancora, Zuccone anticipato occasione ancora, da Perucchini che che esce occasione. e gli va a strappare la palla dai piedi. Che occasione ancora. E ogni palla, ragazzi, che buttiamo dentro Sì, è stato un cross deviato, la palla si è alzata a campanile, c'è stato un tocco del difensore, poi la palla... Sì, le ha spizzicate Sì. in pratica. Sì, è arrivata lì, è stato bravo a superare i 2 difensori centrali, a tenere palla, il classico tackle di forza, e si è trovato tu per tu con Perucchini, che però è stato bravo a uscire sui piedi. Insomma ragazzi, qua 2 occasioni, tutte e 2 importanti, non banali per il Lecco. Chissà mai che insomma dia un po' di preoccupazione all'Ancona, che in questo momento si sta riportando. sta in attaccando a avanti. sinistra con Martina che va in dribbling fra 2, entra in area, attenzione, cade, non Beh, c'è po'- niente da segnalare, po' allora riparte il pretenzioso, Lecco, sì, riparte il Lecco con Galli che apre sulla destra, bello il tocco di Buso per la corsa di Zuccone anticipato. Zuccone che si sta muovendo molto lì sul centrodestra in questa fase Sì, iniziale. no, poi ci stiamo muovendo bene sul fatto che mi sembra che anche dal punto di vista fisico, malgrado l'inizio della partita, però lo stiamo tenendo bene, quindi il fatto di fino adesso che siamo un po' di giorni che non giochiamo è sicuramente un aspetto che, considerando che quest'anno hanno giocato sempre un po' gli stessi, forse ci ha giovato il fatto Sì. di avere un periodo un po' così lungo. È un po' quello che diceva Foschi alla fine del mese di aprile, il tempo di recuperare, Sì, sì. qualcuno che magari non era più brillantissimo, detto, su sì. tutti i lari per esempio. no? Attenzione. Attenzione al break centrale ancora del Lecco, attenzione alla Tira. conclusione, la grande parata di Perucchini
sul tiro di Che Galli, Lecco, ragazzi, percussione che centrale sinistro di Galli, parata di Perucchini in angolo. 8 minuti, 3 occasioni da gol, Perucchini paratona anche in questo caso. Un altro che dovevamo recuperare, Galli, mi sembra di poter dire che sta molto bene. Oh ragazzi, 3, 2, 5, in mezzo a 5 ha superato 2 centrocampisti e davanti ai 3 centrali si sono aperti, gli hanno lasciato lo spazio e ha tirato. Poi magari ti lasciano giocare, mi sembra anche un po' lenti loro. Sì. Calcio d'angolo, Giudici dalla bandierina, basso, non filtra il pallone, ancora però Giudici che può rigiocarlo per un secondo tentativo. Bello. Questa volta Bello, con testa di Pinzauti, la no. parata di Perucchini, Ragazzi. non difficilissima questa volta però, perché Però, non ha dato insomma, grande forza. l'ha spizzata bene di testa, l'ha girata. Perucchini che ci ricorda di essere, e di essere stato anche lei un buon portiere in questo inizio Peccato. sì, Non voglio vediamo. mai, non gli voglio mai. Colpo però di testa di Pinzauti, sì. si distende ma non è Parzialmente, difficilissima. non era Sì. angolatissima. Allora Fausto ci dice, ci prendiamo il primo break di serata. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Rieccoci, un Lecco che si sta facendo valere e come? Beh, mi pare di poter dire che ha iniziato nettamente meglio dell'Ancona. Nitidissime occasioni da rete, difensori come ha detto Ivan un po' statici, anzi molto statici sul pezzo, e la velocità degli attaccanti del Lecco si è dimostrata fino a questo momento vincente, perlomeno dal punto di vista delle occasioni. È mancato in pausa, stavo dicendo, un po' di fortuna, un tackle, un contrasto magari con un po' più di fortuna che la palla schizza da una parte, ci è mancato, sai, nel calcio vale anche questo. E se adesso La palla intanto forse viene rigiocata, fuori, rimessa laterale per l'Ancona. Allora leggiamo qualche commento, qualche messaggio da casa. Quanti sono i tifosi del Lecco? Chiede Alessandro, credo un centinaio, Matteo ci diceva così nella sua corrispondenza prima della partita. Poi allora il signore con la giacca blu ha un pochino la voce triste, dice Walter, ma adesso al primo gol del Lecco poi si rianima. no, io so meglio sta schisci, Scusato per il signore, ti ha dato il signore. sì. Dai che vinciamo, dai Lecco, forza ragazzi, dei bravissimi, e grazie per gli auguri di guarigione, scrive Davide. Oggi doppietta di Buso, chi vuole scommettere? Vabbè, vediamo, intanto cross bello. lungo sulla sinistra, non arriva Ilari, lascia scorrere Mezzoni e palla che va sul fondo, altrimenti potremmo pentircene come in passato, dice Davide, se non ne approfittiamo. Esatto, quello che dicevamo poco da fa. Stasera non c'è il Barba, no, oggi non riusciva a essere presente. Stefano, che salutiamo, magari ci sta ascoltando da casa. Di solito sono in 3, non li ho mai visti in 4, non ho capito questa, se si riferisce alla difesa dell'Ancona o non so. Può essere, sì, Dai, può essere. vidi Buso. Allora, mi è piaciuto 11° minuto, passato da poco, mi è piaciuto molto il fatto che il Lecco stia sfruttando le fasce, che è il suo gioco naturale. Lecco è costruito e attenzione al cross. Melchiori lascia la palla sulla destra, poi tentativo di cross di Mezzoni, contratto dalla difesa del Lecco che prova a ripartire, ma palla troppo lunga Giusto, ha spazzato via fuori. per Buso che non può Lontano raggiungerla. Buso che ha iniziato molto bene anche Molto lui. bene. È la caratteristica principale di tutta la stagione vincente, molto più che principale, dell'Ecco, sfruttare le fasce, la velocità dei giocatori che possono poi addirittura entrare in area o mettere palloni interessanti come quello che è avvenuto adesso, perché su 4 occasioni da rete, 3 dalle fasce e un tiro centrale. Vi faccio anche notare un aspetto tecnico, perché c'è sempre una zona centrocampo vuota, c'è un mismatch perché è un 3 contro 2, loro sono in 2 centrali basso Paolucci, noi in 3 riusciamo sempre ad avere meglio come in questo Sì, momento. Loro non accorciano Mamma mai. mia, cosa Però fa? accende il motorino, c'è il Giallo. giallo perché c'è una trattenuta evidentissima. Adesso vi dico anche chi.
quello che si sta allontanando, troppo le immagini di Leven adesso non ci aiutano. Ma Buso ha fatto un movimento da giocatore di Serie A. Bravo, Mamma mia, che roba che ha fatto. Quando io vedo, quando vedo fare queste cose dico che e poi è Barnabà che lo strattona, lo tiene per la maglietta e come diciamo sempre aveva messo la marcia superiore della partita. Ha fatto un controllo di interno piede che ha fatto sì che la palla scorresse a lato del difensore che aveva dietro e l'ha superato in scioltezza. Primo ammonito della partita, dunque Barnabà. Beh, lì se non lo fermava Buso, è vero che era abbastanza distante dall'area, però aveva uno spazio importante lì. Allora, calcio di punizione, battuto la palla, il colpo di testa, mamma mia! L'occasione migliore, colossale dell'Lecco sul colpo di testa di Zeliak. Adesso la rivediamo, grande punizione dalla distanza di Giudici, la palla spiove e va a colpire Zeliak tutto solo. Ha rubato il tempo, primo palo gli ha fatto saltare il pallone davanti al portiere, il portiere è andato a prenderlo quasi sulla riga di porta. Altra clamorosa occasione, il cross di Giudici dal calcio d'angolo, non arriva nessuno però a calciare, vediamo se c'è... No, attenzione a possibile contropiede, siamo sbilanciati. E c'è fallo. Grandissimo, no, da terra gioca la palla Galli. Cominciano a diventare parecchie le occasioni che non abbiamo realizzato. Quando è così mi tocco qualcosa non va bene, perché da questo aspetto qua devi cercare comunque di capitalizzare le occasioni che ha, e Lecco ampiamente sta meritando, perché anche loro occasioni finora non ne hanno avute. Un paio di volte che sono andati in attacco però sono stati fermati bene, quindi devo dire che ai punti primo quarto d'ora è sicuramente sotto il segno del Lecco, che è sicuramente un buon auspicio. Direi che dovevamo stare forse già non 1 ma 2-0, ma sicuramente, certo. Situazione sto rosicando, mi dispiace purtroppo per questo caso. Allora, poi facciamo tutti gli scongiuri di questo mondo, come diceva Ivan, anche a casa, però visto il primo quarto d'ora sembra esserci una bella differenza tra le due squadre. Poi il calcio rotò, la palla è rotò, tutto quello che vogliamo. Carità, sono partite sempre da l'Inter tripla, batterà il Manchester City in finale di Champions. Ma certo. Non so, però visto il Manchester di ieri è un po' meno rotondo il pallone. Tanto c'è la vendetta del Carletto, quindi da questo aspetto. No, poi si dice attenzione, intanto seguiamo l'azione di Mezzoni a destra che va fino in fondo, non riesce però a saltare, bravissimo a chiusura. Ottimo raddoppio. E proviamo a uscire. Questa la fallo, facciamo. Lascia giocare l'arbitro Zuccon, pressato con fallo direi da Melchiorri. No, non era Magna rimessa laterale. Allora rimane davanti la squadra dorica con la rimessa laterale di Melchiorri, però Lecco che fino adesso non si è mai sbilanciato. Riusciamo ad attaccare con un buon numero di giocatori ma senza mai scoprirci dietro, quindi squadra ben messa in campo questa sera. Bravi. Sì, molto ordinati, tranquilli, si vede che sono sul pezzo, poi mi sembrano in gamba, nel senso hanno una bella corsa allo stato attuale e ben posizionati, il che fa sì che Ancona abbia fino a questo momento delle difficoltà non solo a creare occasioni da rete, ma non è mai entrato in area. No. Ci prendiamo una piccola pausa perché il pallone è fuori, ci sarà rimessa laterale. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Allora rientriamo qui, allora si è fatta un po' di confusione sui nomi. Allora Stefano manca questa sera, ma non siamo in 4, non c'è proprio, siamo in 3, quindi siamo Ivan, Stefano, anch'io e Beppe, quindi senza Zamba siamo meglio, tra l'altro scrive Walter. Sì, perché Zambataro è in panca questa sera. Effettivamente la scelta di Lepore e Giudici era forse sotto certi aspetti comprensibile, no? Io quello che mi aspettavo. Il signor Pipì in panchina, sì. Tra l'altro non hanno perso una palla, i giocatori del Lecco, seppur quando gli anconetani li pressano sul portatore di palla o su chi si appresta a ricevere, hanno sempre mantenuto un eccellente controllo di palla
e non hanno mai perso il pallone in fase sia di costruzione che di difesa. Allora adesso mi concedo un piccolo Amarcord, attenzione, no, quasi recupera palla, quasi un demoniato Zuccon. Cosa voglio dire? Amarcord, hai detto anconetani, naturalmente il pubblico di Ancona, che comunque rispettiamo tantissimo perché tra l'altro è una città, è una regione meravigliosa come le Marche, mi viene in mente sempre spargere il sale come faceva l'ex patron del Pisa, di cui vi ricorderete benissimo. Chissà che non l'abbiano fatto anche ad Ancona stasera prima della partita. Aveva una voce squillante che dava sì. Erano tanto il gioco ristagna un po' a centrocampo, il ritmo è calato in questa fase. Faceva un po' i presidenti di spettacolo come Rozzi, poi quello del Perugia Gaucci, poi c'era Luzzara, quello del Anconetani era il classico presidente che... Brutta palla persa, scusa, io ti interrompo un attimo perché va via basso, palla e mezzo, poi recupera. Galli tra i migliori del Lecco, Galli e Zuccon stanno dominando il centrocampo. E dicevo, Anconetani è stato il presidente che, non avendo mezzi economici, lui faceva il procuratore, che una volta si chiamava mediatore, è riuscito a comprarsi da solo una società di calcio e gestirla per tanti anni. Ecco, non era un imprenditore, non aveva, penso, vinto al Totocalcio. Quindi era uno che, per esempio, mangiava tutti i giorni con la squadra, aveva fatto la prima cosa che ha fatto, la mensa per i giocatori del Pisa, era proprio una dimensione di presidente che come di quegli anni, che ce n'erano parecchi. Beh, ce n'erano tanti, in Serie A era un po', diciamo, ogni famiglia si legava a una città, a una piazza, no? Quindi che aveva scoperto, non mi ricordo più, un giocatore svedese che poi aveva fatto una bella carriera. Nel Pisa? Nel Pisa. Adesso te lo dico, aspetta, mi viene in mente. Poi ha portato anche, per esempio, anche mi pare anche Wim Kieft. Esatto, che poi andò al Torino. Ma anche, mi pare anche Simeone come giocatore, che poi andò anche all'Inter. Attenzione alla cross di Martina, la sinistra non la prende nessuno, attenzione perché la può stoppare e rimettere in mezzo Spagnoli, ma allontana la difesa del Lecco, rimane in avanti però l'Ancona, ancora con Mezzoni che la mette dentro, può giocare la Battistini, perfezione il disimpegno Galli che allontana. Ecco, c'è stata un'occasione loro dove c'era il giocatore nell'area piccola sulla parte destra che poteva tirare tranquillamente in porta, ha messo un cross. Io sicuramente a livello di organico fino adesso noi stiamo meritando, ripeto, ai punti, perché siamo ancora 0-0, il fatto di andare in vantaggio e stiamo gestendo la partita. Allora, diciamo che loro non hanno comunque avuto ancora occasioni da gol, mentre il Lecco, insomma, anche la parte dove gioca Bianconi, devo dire che si sta comportando bene, malgrado abbia giocato, non abbia molte partite nelle gambe. Calcio d'angolo intanto per poi l'azione è scaturita perché il laterale destro, mi sembra Giudice, è scivolato sul campo e l'esterno dell'Ancona è potuto entrare in area, se no c'era il giocatore. Non sarebbero arrivati. Campo pesante, ce lo diceva Matteo, e si sta vedendo perché le zolle si alzano. Infatti poco fa, come dicevi giustamente tu Beppe, Giudici le sbrisiga. Come dicono colore, è bello verde smeraldo, però è pesante. Allora, calcio d'angolo battuto alto questa volta ancora dai giocatori dell'Ancona, non ci arriva nessuno, poi cerca di giocare sul centro-sinistra ma sbagliano. Attenzione se riesce ad andare via, no, Zuccon non riesce ad anticiparli. Martina cerca di saltare l'Epore, poi arriva tu l'hai visto la prestazione, comunque da quel punto di vista qui non gli danno tregua, cioè 3 giocatori sulla stessa linea e poi alla fine siamo riusciti a portarla fuori. Qua ti chiedo, Iva, intanto seguiamo l'azione, recupera palla ancora e mette fuori Giudici, bravissimo anche in fase difensiva. Possono farsi sentire le 2 partite in una settimana dell'Ancona, che ha già giocato 2 turni, Ma io allora, anche qua se vediamo sulla teoria che sono partite un po' a sé e parto dal presupposto che io non credo, perché comunque il Lecco ha interpretato la partita giusta, perché tatticamente abbiamo cominciato a pressarli dall'inizio della partita e quindi devo dire che gli diamo anche la poca possibilità di ragionare. Ecco, bello, va via Zuccon, ne salta 2, mantiene, poi non riesce a servire Pinzauti, però rimane lì come un leone, lotta, finisce per terra, poi commette fallo però su Paolucci che la cade. Cosa che mi lascia sperare è che la squadra si sta comportando bene in maniera uniforme, non c'è il giocatore che sta facendo il partitone come può essere per esempio Buso, che ha fatto quello che ha fatto, l'ha fatto bene, e tutti i giocatori nel momento in cui sono stati chiamati in ballo hanno fatto quello che dovevano fare, quindi dobbiamo continuare a giocare così. Però questo mi fa pensare anche, Ivan, che proprio questa sosta, abbiamo detto, abbia giovato proprio interamente. Se guardiamo all'inizio, è stato fatto anche un richiamo atletico, esatto. Palla in mezzo al limite dell'area, buono lo scarico dell'Ancona che ci prova, poi però Zeliak controlla
e va a spezzare l'azione. Avevano dialogato bene Melchiorre e Spagnoli, bisogna stare naturalmente attenti, l'abbiamo detto, 17 gol in due, i due attaccanti dell'Ancona. Ancona che oggi deve fare a meno, l'ha detto Matteo, qualche assenza, Gatto e Simonetti squalificati, manca Carrara, out per infortunio, rientra Prezioso, che è sicuramente importante come rientro. Quindi. È un rientro prezioso. Mentre nell'Lecco, l'abbiamo detto, manca il solo Enrici che si è fermato durante il riscaldamento. Attenzione ancora nel cuore dell'area, non riescono a calciare perché il Lecco fa veramente muro bene. Poi il cambio di gioco su Martina, dentro il pallone di prima, attenzione, c'è la risposta di Melgrati sull'inserimento di Paolucci, se non ho visto male. È una brutta palla quella lì, sì. Al limite dell'area piccola, esce bene. È stato molto svelto a toccarla, è stato poi bravo Melgrati a intercettare questa cosa. 23esimo, la loro prima grossa occasione. Dopo la rivedremo sotto la curva sud, gremita di tifosi dorici. Allora c'è il calcio d'angolo, l'arbitro si avvicina? No, deve far rettificare il punto di battuta della corner. Era troppo esterna la palla rispetto alla lunetta dell'angolo. Battuto, c'è un tentativo di tuffo, palla però ancora nei piedi, cross lungo, colpo di testa, lascia sfilare fuori. Angolo. E ancora angolo, sì. Allora l'ultimo tocco probabilmente di Melgrati, che forse non si è inteso un calcio d'angolo tirato a 100 all'ora in mezzo all'area, poi la difesa dell'Ecco ha respinto, ancora una palla fortissima in mezzo, un po' di confusione, adesso un angolo mucchio poco dentro l'area, sotto Spagnoli nell'area piccola. Attenzione al cross corto, attenzione perché può andare a calciare, e l'aveva fatto bene Barnabà. Poi un altro tentativo murato di Martina, Lepore non ci mette la gamba, Martina al limite dell'area, le finte, mette cross morbido e poi Zuccon allontana. Via. Scampato pericolo. Ora buon momento dell'Ancona che cerca di chiuderci nella nostra area di rigore. Prendiamo un break. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Guardi, allora c'è intanto il gol dell'Audace Cerignola che sblocca nel derby pugliese sentitissimo, immagino, con il Foggia. 1-0. Attenzione in area, bravo. Bravissimo qui a spezzare Buso, l'azione poi ripara, Buso mi sembra, sì, poi ripara, no, era Bianconi forse, sai, sì, che si è sganciato, bravissimo. Ad anticipare, riparte il Lecco a sinistra con Ilari, viene chiuso, torna indietro, c'è una e si ricomincia. Leggerissima difficoltà dei giocatori del Lecco a mantenere l'equilibrio in campo, stanno scivolando un po' più rispetto all'Ancona. Intanto i tre, anche i due braccetti della difesa stanno altissimi. In questo caso Zeglia che ha preso la palla sulla tre quarti difensiva e impostato l'azione dell'Ecco. Pinzauti sbaglia, passaggio in orizzontale, può partire Paolucci in contropiede, attenzione Paolucci, lo scarico bene a sinistra dove c'è Melchiorri, le finte in area, poi lo chiudono, perde il tempo per calciare. Basso viene chiuso a sua volta, e dai che c'è la possibilità di contropiede, però un 2 contro 4, 5 direi dell'Ecco. L'apertura a sinistra dove c'è tieni palla Buso, prova a saltare l'uomo, c'è fallo, dai, guadagna un buon calcio di punizione. 2-0 del Cerignola, scatenato Cerignola sul fondo. Quando dicevo che preferivo l'Ancona che Cerignola, che fino adesso, tra l'altro sul Foggia che vabbè, insomma 2-0 così al Foggia primo tempo ancora. No, questa è l'azione, questa è di prima, bella Martina per Paolucci, è bravissimo Melgrati destro, passato sotto le gambe del difensore dell'Ecco. Allora, calcio di punizione, Foschi lo ha detto nella vigilia della partita, possiamo sfruttare i calci piazzati, ha fatto riferimento anche alla stagione che li avremmo sfruttati molto, io non mi ricordo che li abbiamo sfruttati così tanto, però in questa partita sicuramente a memoria ne ho ben poco. Anch'io, stiamo creando però delle occasioni, vediamo se Giudici riesce a buttare dentro un buon pallone, c'è movimento in area.
cross dentro, ribattuto fuori dalla difesa, Ilari di testa, la schiaccia, non c'è Eccolo lì. nessuno, arriva Zeliak, gol del Lecco! Gol del Lecco! Gol. E allora Zeliak festeggia le 100 in blu celeste. Lì sono stati fermi loro come c'è proprio Gaddemar. Gol del Lecco. Convinti che poteva essere giocatore fuori gioco, che non lo era. Esatto, infatti ho aspettato un attimo perché visto Sì, che si anch'io fermavano mi tutti, sembrava- Sono veramente lenti dietro, però meglio così, Zeliak 100 presenze blu celeste oggi ed è l'uomo del match per adesso. Una volta tanto rivediamo l'azione. Ancora da calcio Cross piazzato, lungo. dunque un pericolo. Cross lungo, colpo di testa di non so chi che allontana. Poi Ilari, bravissimo a crederci, la rimette dentro e Zeliak è in gioco perché c'è Sì, quello c'è del difensore l'ultimo, alto. che poi è quello che alza la mano, fa Mario Merola di Alza- turno. bravo, alza la mano, dice, Alza la mano, ma l'ha Alza tenuto- piede. Sì, fuori gioco no? No, l'ha tenuto in gioco di 3 metri. Sì, poi non ha protestato più di tanto No, loro, sì, perché ha sai, fatto appunto, tentativo. quelli che alzano le mani. Ma lì l'errore è stato suo perché non è salito, è rimasto proprio giù come un mamma. Sono contento per Zeliak perché comunque festeggia le 100 partite, è un'occasione di fatto importante. Comunque è un giocatore che quando ci sono le palle inattive va spesso in avanti e ha avuto ragione di farlo. Attenzione perché loro possono essere anche un po' condizionati psicologicamente adesso. Il centrocampo stiamo Assolutamente. tenendo bene. Questo gol, al di là del fatto delle occasioni create dal Lecco, attenzione ancora il Lecco in avanti. Con Zuccon che si accentra a spazio davanti a sé, non può calciare perché lo porta a spasso basso, lo fa andare dall'altra parte, però c'è l'apertura bella per il cross dentro, non ci arriva Giudici. Da Lepore a Giudici, da un esterno all'altro, non ci arriva il capitano. Foschi applaude i suoi, giustamente. Ma ho visto l'Ancona decisamente, l'abbiamo detto già 10 volte, lento in difesa, soprattutto i centrali sono molto statici, sono anche piuttosto importanti fisicamente ma statici e di conseguenza al Lecco. Ma soprattutto quello che mi piace finalmente è che dopo tante occasioni ero preoccupato che non si riuscisse a fare un gol e invece alla fine è arrivato. Tanto Bene, fischiato sullo scontro tra Zeliak e Buso, sembrerebbe. no, però mi è sembrato che si scontra. Buso dopo è andato a protestare tra Spagnoli e Zeliak, se non l'ho visto male. Zeliak che stava uscendo, vedi, palla al piede. Sì, c'è fallo di Zeliak, c'è calcio di punizione, non l'ha ammonito, anzi no, è su Moretti il fallo. No, non l'ha ammonito, però calcio di punizione dalla tre quarti centrale per l'Ancona affidato a Paolucci. Un po' come quello del Lecco a parti opposte. Tanto gol, se non l'ho visto male, del Pescara con la Virtus Verona. Paolucci va dritto in porta, teso la deviazione. Ma si evita l'angolo, Zeliak, sì, bravissimo perché guadagna la rimessa dal fondo facendo rimpallare il pallone sulla coscia di Moretti. Un tocco di mano. Martina. Ha chiesto un tocco di mano. Ma... Ci prendiamo un piccolo fatto. break intanto perché c'è Melgrati che andrà lemme a rilanciare. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Abbiamo rischiato un pochino su questa palla. Perché soprattutto o è l'area che ha un campo, attenzione adesso. Martina si allarga, poi dopo invece va per vie centrali, Paolucci allarga sulla destra, ennesimo tentativo di cross, Murato, fino adesso una partita attentissima dalla retroguardia bluceleste, direi di tutta la squadra, anche nella fase difensiva. C'è l'ennesimo corner per l'Ancona, 1-0 Lecco, la rete di Zeliak. Non so se è solo quella pezzettino di campo lì, però ho notato che tutti i giocatori del Lecco in area scivolano molto. Attenzione al cross. Palla che si impenna, poi la spazza senza troppi complimenti. Lepore. Piace questi rilanci lunghi
a spazzare l'area e permettere alla squadra di risalire. Allora, intanto a casa c'è della scaramanzia. Allora, uno dice: il signore in giacca blu porta bene, e Walter e Davide dice: ho messo la sciarpa del Lecco al mio cane, ha segnato il Lecco, quindi diciamo non toglierla fino alla fine della partita la sciarpa al cane, anzi se ci dici magari anche come si chiama il cane, così lo salutiamo. Stanno arrivando le prime foto d'Ancona, e tra l'altro con anche i tifosi nostri che stanno entrando, che sono entrati, e quindi con anche l'azione del gol. Devo dire che, a prescindere che la stiamo giocando, l'atteggiamento, a parte il risultato, sono veramente contento della partita. Guarda, la migliore partita per adesso stagionale in trasferta. Sono d'accordo, ma anche di quelle in casa, tra quelle, cioè, di una attenzione e precisione del miglior Lecco visto in stagione. Poi allora è vero che attenzione recupera palla, Martina scatenato tra i suoi, cerca poi l'imbucata, chiude bene, poi Giudici fa ripartire il Lecco. Contropiede, dai, Giudici. Quanti siamo? No. Attenzione, sì, perché c'è Pinzauti. Dai che siamo un 4 contro 5. Allarga per Giudici sulla destra. Dentro sono i 3 in mezzo. Subito il pallone di prima a cercare l'inserimento di Buso anticipato. Poi però la lasciano lì, a momenti Buso. Anzi, era Battistini addirittura che si era fatto il posto il gol. Un po' di Gaddemarmo va benotto. Sì. No, vedi, eccellente anche questa fase di transizione. Hanno dimostrato di essere molto molto più veloci del pacchetto difensivo dell'Ancona e sorprendendoli ancora sulle fasce. Guarda, ci sono tutte le caratteristiche delle migliori qualità del Lecco: gioco esterno molto, molto efficace e difesa attenta. L'unica pecca che scivolano parecchio. Tanto non so se Fausto può far vedere a casa qualche foto di quelle che ci ha mandato Matteo. Sono davvero molto belle. Sia tifosi blucelesti, bello anche il colpo d'occhio della curva dell'Ancona, e poi il momento in cui Zeliak scaraventa il pallone alle spalle di Perucchini che fino adesso aveva fatto il drago, qua però direi nulla ha potuto. Poteva ben poco, era un rigore in movimento da distanza ancora minore rispetto al dischetto. Ma tutta la rimessa laterale, Ilari dentro, il pallone subito in profondità per Buso che però non può arrivarci. Buona qui la chiusura ancora di Bianconi, che sta giocando una buona partita comunque. Sì, ma non vedo nessuno fuori tono, fuori forma, tutti molto attenti, precisi, e soprattutto a me piace così, quando c'è da spazzare via pochi fronzoli, tanta concretezza. Allora, tanto visto che si ride e si scherza perché stiamo giocando bene, siamo in vantaggio, quindi in questo momento ce lo possiamo anche permettere. Si chiama Goku, ci dice Dai, che è un Golden Retriever, si trasforma in Super Saiyan dopo, quindi va benissimo. Zeliak ha segnato, Claudio, che festeggia oggi le 100 partite dopo che le aveva festeggiate il Giudici. Attenzione, in area di rigore l'Ancona, c'è il controllo da parte di Melchiorri, poi sulla destra per Mezzoni, lo porta fuori dall'area Ilari, poi Barnabà ne salta 2, la palla è uscita però no, fuori. Caro Cecchini Barnaba, come città, no, Cecchini Barnaba era Celentano, un famoso film girato anche qui a Lecco, se vi ricordate, ma la palla era già uscita, quindi ci sarà rimessa laterale in favore del Lecco. Comunque complimenti ai tifosi che sono andati in trasferta in considerazione anche delle particolari difficoltà nell'arrivare, insomma. Zeliak a campo, guarda che autostrada, allora sale, lui spinge, apre su Giudici, sulla tre quarti, Giudici punta l'uomo, Zeliak a sovrapposizione, vediamo se va il cross direttamente su Perucchini. Hai visto che bella ci ha provato Pinzauti, dai e vai sull'esterno, cross in mezzo, veloce, 3 passaggi da metà campo alla porta. Sì, però non puoi lasciare quello spazio a Zeliak che parte dalla difesa. Cioè, nel senso, sono veramente come entrare con la lama nel burro fino adesso. La fase difensiva dell'Ancona parliamone, perché non c'è. Martina, va bene, anche se fanno peggio, meglio. No, assolutamente, dico, però vabbè, ma è veramente di una faccia. Non puoi ammonire per le cose. Ha ammonito Giudici? Sì. Ma fanno banane. Ma infatti. Cioè che poi a centrocampo. Non c'era né contropiede, non era pericoloso, un'entrata normale. Arriviamo, Martina ha cercato una giravolta per saltarlo, Giudici va in tackle. Sì, è arrivato tardi. È in ritardo, però
Mi sembrava un'entrata così cattiva, Poteva- fuori tempo. Sì, poteva anche risparmiarselo questo giallo, il direttore di gara che lo ricordiamo è Matteo Centi di Terni. Cross lungo centrale, sempre dall'Ancona, attenzione, rimbalza, ma poi Melgrati non ha nessun problema. Le munizioni si sono azzerate dalla... Penso di sì che si azzerassero nei playoff, quindi non credo ci siano si in questo riparte momento. da zero, no, non è. Quindi, io così. Loro ovviamente hanno Gatto e Simonetti che però sono stati già dopo 2 partite, sono entrati in diffida, sono stati squalificati. Tra i presidenti indimenticabili cita Luke Manzoni anche Lugaresi del Cesena, scusa, Luzzara della Cremonese, io mi sono confuso prima. Intanto attenzione, cade in area un giocatore dell'Ancona, si lamenta, vorrebbe qualcosa che non ci può essere e la palla finisce fuori. Allora poi Mantovani ovviamente della Sampdoria e altri tempi, pensando adesso alla povera Doria, cosa sta succedendo alla povera Samp, Matarrese del Bari, vero. Su questo Marcor ci prendiamo un break. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it. Attenzione al tentativo di tiro, ma la palla si impenna e poi nessun problema per Melgrati. Siamo tornati in onda. Ragazzi, a breve dovrebbero arrivare altri tifosi lecchesi in ritardo per traffico, ci scrive Alessandro, speriamo riescano ad arrivare in tempo per godersi questa partita. Comunque 39esimo c'è stata un'azione secondo me molto pericolosa all'Ancona, perché centralmente un attaccante dell'Ancona ha trovato spazio per calciare, una posizione pericolosissima, per fortuna si è gettato, si è immolato, Battistini ha respinto la palla che secondo me sarebbe stata molto molto pericolosa. Lecco che fa buona guardia in difesa, allontanata la palla, poi c'è il colpo di testa di Basso, Martina onnipresente a sinistra, il migliore dei suoi fino adesso. Martina, sì, cerca di chiuderlo Giudici, per adesso molto attento, Giudici mette dentro Martina il buon pallone, poi Battistini allontana sul tocco di Bianconi, non si sono però incartati i 2 centrali del Lecco. 40esimo. C'è anche un po' di scaltrezza in più, perché un'azione di questo genere in una partita durante il campionato in trasferta sarebbe finita sullo stinco e in autorete. Comunque allora, per adesso c'è anche una differenza, mi pare poter dire, fisica e di reattività notevole a favore del Lecco. Ribadisco, non abbiamo perso un contrasto, siamo sempre primi sulla palla e questo è fondamentale. No, puoi essere in questo tipo di condizioni ed essere ovviamente in vantaggio in trasferta ti consente proprio di far pensare a loro di fare la partita, cosa che non stanno, perché loro non arrivano in maniera molto continua in avanti, e questo in ottica anche di 5 minuti al termine del primo tempo, poi ci sarà magari qualcosa di recupero, però di tutto pensare di portare a casa in vantaggio i primi 45 minuti. A questo punto sì, 41esimo. Assolutamente, abbiamo un po' abbassato le marce, ma pronto comunque a ripartire. Quindi è la condizione migliore, in quanto loro sono obbligati a spingersi in avanti e noi davanti abbiamo dei velocisti come Giudici, Buso, lo stesso Pinzauti. Cross dentro, attenzione, traversa fortuita direi della Triestina, ecco, con Moretti. Però non puoi trovare un giocatore poi sulla traversa completamente libero, lì l'abbiamo lasciato un po' andare. Cross da sinistra, Moretti si ritrova quasi la palla per caso, manca 5 minuti, dobbiamo stare tranquilli e la palla si impenna e va sull'incrocio dei pali. A Melgrati battuto, mamma mia, ha toccato il palo, gran rasoterra da fuori area, la palla sibila vicino al palo, forse la tocca sul il momento migliore dell'Ancona, tocca a Melgrati, bisogna resistere. Allora rivediamo Martina
mette dentro il pallone, guarda il giocatore che arriva da lontano, tu non puoi se lasciargli. la trova sotto quasi lo stinco, la palla va sull'incrocio È di rimbalzata sullo stinco, è andato nel palo alto alla sinistra di me. Grande doppia occasione per l'Ancona. Attenzione, sarebbe un peccato sprecare così la tirata male loro. Tirato male, poi c'è ancora Mezzoni che rigioca questo corner battuto male, possesso ancora e buttare via la palla in questo momento. Okay. Si rifugia in rimessa laterale il Lecco, 3 minuti alla fine, bisogna tenere ancora duro però perché ci sta provando l'Ancona, protegge bene qui il pallone. Palla nostra rimessa Battistini. dal fondo, tacchettata per buttare lontano la palla, benissimo, meglio così, 42,5. Non so se, perché la partita non ha avuto interruzioni, quindi secondo me non ci sarà recupero. Potrebbe anche non dare recupero, perché non ci sono stati infatti. infortuni, non ci sono state interruzioni. Vabbè, il gol l'abbiamo segnato. No. Il crocio dei pali che ha salvato Melgrati comunque poco fa, perché non ci sarebbe mai arrivato. Ci proviamo a sinistra, c'è un 1 contro 1, finisce a terra, giocatore del Lecco. Fatto male. Sì. Scivolato. Barnavari lancia. Che Buso? Forse sì, vediamo. Attenzione, perdiamo palla a centrocampo, aggressiva 4 ora l'Ancona, 4. però Bianconi fa buona guardia e lascia il pallone a Melgrati. Molto pretenzioso il passaggio Sì. del giocatore dell'Ancona, ha messo in difficoltà il proprio compagno. Vediamo se si è ripreso il giocatore del Anche Lecco, lì, perché se è fosse scivolato male sul campo. Io non lo rischierei nel caso nel secondo tempo, se c'è qualche dubbio è meglio comunque evitare di è un giocatore troppo importante per noi, quindi. Però mi sembra che la stia continuando. Sì, ha ripreso, solo scivolato sul campo. Dobbiamo intervenire sulle scarpe dei calciatori, perché loro non sono mai scivolati. Vabbè, chiaramente essendo in casa conoscono il loro terreno di gioco. Fallo. Finisce a terra, qui c'è fallo nei pressi della bandierina. L'ha dato al contrario. No. Sì, era sfuggito il giocatore del Lecco e invece gli ha dato fallo contro, probabilmente per un precedente intervento. Un minuto alla fine comunque di questo primo tempo, con il Lecco in vantaggio, meritatamente 1-0, però negli ultimi 5 minuti sicuramente, ma direi 10, l'Ancona è cresciuto parecchio. Come si diceva una volta, hanno fatto il serate finale, Sì. e quindi hanno cercato di sfruttare questo momento di Lecco un po' più arretrato una decina di metri il baricentro, non disdegnando qualche uscita, però in questo momento è l'Ancona. No, occhio che Fallo di t'ammonisce. Pinzauti, su Brogni. Sì, Beh, l'ha portato avanti- strattonato. Forse era più fallo da ammonizione Sì. questo che quello precedente. Esatto. Anche perché qui ha spezzato proprio l'azione, stavano ripartendo. Perché l'ha fermato per la maglia da dietro, quindi Bondonico. Classico fallo tattico. sì. Apre a sinistra, si cerca sempre il numero 3 Martina, che ha toccato un'infinità di palloni in questo Guarda, primo tempo. ha messo il fischietto Via. in bocca. Vediamo, 45 probabilmente lascerà finire questa azione dell'Ancona sulla No, destra ha con finito, Mezzoni, visto. finisce qui. Buon primo tempo, Sì. ottimo primo tempo Sì. del Lecco per Ha 35 messo minuti fischietto. abbondanti, poi l'Ancona nel finale ha fatto paura a Melgrati, incrocio dei pali a salvare per adesso la porta del Lecco, poi anche il tiro di basso, però insomma Sì. ai punti nettamente avanti ancora la squadra di Foschi, che va a riposo sull'1-0. Tutto bene anche l'arbitro, perché non ci sono stati episodi Sì, fino adesso devo dire che particolari, eclatanti. Non mi Cosa, sembra scusate? anche l'arbitro, No, cioè una no. partita tranquilla. Una nel partita senso facile che, fino a questo punto da sì, da però sai, gestire, c'è diciamo. qualche arbitro che riesce anche a complicarsela. Sì. insomma. Però Allora, va bene dimmi, così. Beppe. No, pensavo che ci fosse Matteo lì. Allora, a breve Fausto ci collega con Matteo, così chiediamo anche a lui se ha avuto le nostre 1-1 pareggia la Virtus Verona con il Pescara. Volevo proprio andare a vedere i risultati. Numero di spettatori ci chiede Made in Tokyo Japan. Allora, tra poco nel corso del secondo tempo poi lo avremo, ve lo comunicheremo, ce lo farà sapere Matteo. Chi ha fatto palo ci scrivono, Comunque che ha fatto incrocio dei pali Moretti. Sì. Comunque complessivamente la prestazione della squadra è da 7,5 secondo me. Sì, sono d'accordo. Direi un'ottima prestazione. Un ottimo primo tempo entusiasmante e dalla vita credo. Allora sentiamo il casino del Conero sullo sfondo. Matteo, ciao.
No, finito di cantare. C'è fortuna per loro, 90 minuti così era duro, 90 minuti così era veramente dura. Senti, dicevamo miglior primo tempo del Lecco in stagione o giù di lì? Sì, ma diciamo che in trasferta sicuramente sì. Ma che con risposto all'importanza della partita sì, peccato aver fatto solo uno. Sì, lo commentavamo anche qua, perché poi partite così sono comunque sempre in equilibrio. L'Ancona male a livello difensivo, lo sapevamo, ci aspettavamo forse qualcosa in più, ma veramente grande libertà hanno lasciato agli attaccanti dell'Eco nella prima parte di match, poi però negli ultimi 10 minuti sono cresciuti, quindi bisogna stare comunque attenti, perché davanti qualcosa possono combinare. Sì, assolutamente. Ha preso una traversa, Belgrati ha fatto una parata veramente importante sul tiro di basso da fuori, gran nell'angolino. Sì, come dici tu, ancora ha qualità, indubbiamente, soprattutto davanti con Melchiori e Spagnoli ti può combinare sempre qualcosa, ma non solo con loro due, perché è una squadra di buoni tiratori. Quindi peccato veramente non aver messo la giusta incisività sotto porta, perché sì, Perucchi attento, però comunque su conclusioni fondamentalmente centrali che si poteva fare qualcosina di più. Stiamo rivedendo, sì, sono scusa Matteo, stiamo rivedendo Belgrati bravo anche in uscita su Paolucci a un certo punto, a metà primo tempo, anche lì direi. Sì, l'uscita basta, bravo, assolutamente. Piuttosto sì, quando finite partite aperte purtroppo può capitare questo, alla fine la squadra sicuramente ha tutto quello che serve per poter mettersi in difficoltà a livello difensivo. Forse un paio di situazioni è stato un po' disordinato, ha attaccato molto alto, ma vuole un po' disordinato, però alla fine ci sta una partita che stiamo interpretando sicuramente molto bene. Assolutamente, tra l'altro bello che abbiamo visto grandi festeggiamenti dalla panchina, che a segnare sia stato proprio Zeliak nel giorno in cui festeggia il 100 in blu celeste. Sì, assolutamente. Tra l'altro lui è un giocatore che con Lecco ha segnato quasi esclusivamente in trasferta, da questo magari un pochettino fortunoso sulla respinta. Tra l'altro io credo dal campo non fosse in fuorigioco, adesso c'era messo lì a tenerlo in gioco, credo, sulla linea dell'area piccola. Matteo, lo sì, è sembrato di sì, non ho più rivisto dopo. Quanti componenti della stampa ci sono di Lecco alla partita? C'è un collega solo. Sì, che è arrivato un po' prima di lei perché è partito allenato stamattina. D'altronde quelli sono anche comunque gli orari che è considerato che quando si parte in situazioni di questo tipo, perché poi non sicuramente come in alcune zone dell'Emilia, ma anche poi verso magari Senigallia, Pesaro, questi posti comunque le strade erano non al massimo anche lì, quindi devo dire che comunque è stato un aspetto pesante per chi è andato giù con la macchina, anche per i tifosi. Sì, assolutamente. Infatti poi i tifosi, dopo aver schiacciato, stanno arrivando veramente alla spicciolata e ti manca ancora un po', che io sappia, manca ancora un po' di gente ad arrivare, perché tra chi è arrivato in treno perché era già in giro per i fatti suoi per altre cose e quindi ha potuto viaggiare in treno, chi è partito magari un po' tardi, ha trovato tantissimo traffico di trasferenza e ci ha messo molto più di noi per venire giù, c'è giro ancora un po' di gente che se non ha capito male deve raggiungere il Delconero e potrebbe farlo adesso. Speriamo che riescano ad arrivare comunque inizio secondo tempo per godersi almeno il secondo tempo di questa partita. Grazie Matteo, allora dai, ci sentiamo quando te hai il dato ufficiale degli spettatori, se ce lo mandi. Ce lo danno, sì, ce lo danno sicuramente. Ok. Istantaneamente. Grazie a te, a più tardi allora. Ciao. Noi ci prendiamo il break lungo, torniamo tra una decina di minuti scarsi a raccontarvi la ripresa. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio.
Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Per vivere un'esperienza indimenticabile, Per voi c'è Mamaioa Bistrò. venite ad assaporare la freschezza e la qualità che solo il pesce di Mamaioa potrà darvi. Piccolo ma accogliente e moderno con personale cortese e professionale, da Mamaioa Bistrò gustate in tranquillità aromi semplici e ricercati della pesca giornaliera, iniziando dall'antipasto fino al dessert. E durante la bella stagione pranzate, cenate e ammirate la bellezza del lago da Piazza Cermenati. Mamaioa Bistrò, Vicolo del Torchio 1, Piazza Cermenati, Lecco. Per info e prenotazioni 0341 32 16 88 o al sito www.mamaioa.it. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. L'ultracentenaria storia del Lecco ha visto molte braccia indossare la fascia da capitano, tutte importanti, ma c'è un giocatore che la mente suggerisce più di ogni altro quando si cita il capitano, come fosse un nome proprio. Lorenzo Marconi, difensore dal grande temperamento e dallo spiccato senso di appartenenza, recordman assoluto della Calcio Lecco con 475 partite ufficiali disputate nei campionati e 545 totali. Nessuno è mai riuscito nemmeno lontanamente ad avvicinare una simile cifra da vertigine. Un legame infinito cominciato nel 1980, quando un giovanissimo Lorenzo, allora 17enne, colleziona le prime presenze tra i grandi nel campionato di Serie C2. Seguono 18 stagioni intense, un pezzo lunghissimo di storia bluceleste tra interregionale, C2 e C1, raggiunta dopo 25 anni di attesa nel 97, periodo nel quale Marconi, poco avvezzo alle aree avversarie, mette a segno anche 4 reti. Solo per una sfortunata congiunzione temporale, il difensore colleziona la miseria di 8 presenze nella terza categoria nazionale, che il Lecco frequenterà con costanza, soprattutto dopo il suo addio. Al tramonto del vecchio millennio, Lorenzo il Magnifico sceglie di concludere la carriera vicino casa, ma in Serie D, nello Giono. In quel momento, grazie a quasi 2 decenni attraversati in maglia bluceleste, è già diventato bandiera intramontabile, per l'esattezza, il capitano. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blu celesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blu celesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Pietro Fioroni, 269 partite con la Calcio Lecco, una vera leggenda. Il difensore vive la sua prima esperienza nel campionato di promozione interregionale 1948-49. Nella stagione successiva, l'11 bluceleste viene affidato ad Angelo Lamanna e i risultati sono esaltanti. Prima posizione in classifica e ammissione alla terza serie nazionale per confermare le crescenti ambizioni del presidente Mario Ceppi.
Fioroni scende in campo più di tutti, 32 partite, dimostrandosi perno insostituibile negli equilibri della squadra. L'affidabilità è una caratteristica peculiare di Pietro, che all'esordio in Serie C nel 1950-51 non salta un appuntamento. Il Lecco coglie un brillante quinto posto, lo scenario si ripete anche nel campionato seguente e tuttavia non basta per mantenere la terza categoria, complice l'ennesima riforma federale. Si riparte dalla quarta serie, ma Fioroni e compagni sono splendidi protagonisti. La vittoria del girone e il secondo posto agli spareggi garantiscono l'immediato ritorno in C. Dopo 3 stagioni da titolare fisso, nelle quali la squadra ottiene buoni piazzamenti e lui ha l'onore di vestire la fascia da capitano, Fioroni chiude la sua esperienza nel 1956-57 con sole 12 apparizioni. Il Lecco è secondo alle spalle del Prato e coglie lo storico salto in Serie B. Per il difensore è la terza promozione in carriera vissuta sulle rive del Lario. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics, specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni. Il tuo partner per ogni esigenza. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Siamo tornati in diretta per secondo tempo, squadre già schierate in campo. Stadio del Colero, 1-0 Lecco nel primo tempo, un Lecco sicuramente molto molto in palla. Il numero di spettatori ancora non ce l'abbiamo, ci chiedono da casa, però Matteo sicuramente ce lo farà sapere
a breve. Sono arrivati ancora un po' dei nostri, sì, ci diceva Matteo in occasione della pausa dopo il primo tempo. È sfocata quando fanno questi questi campi più vicini, che zoomano molto, ma anche da probabilmente. lontano, ribadisco, i numeri loro bianco sul rosso si fa fatica. Si vengono sfocati, si vedono molto meglio Tanto quelli del Lecco. Qui Lepore si era fermato perché voleva giustamente un fallo che non è stato segnalato dall'arbitro. Lecco che ha iniziato bene nella metà campo dell'Ancona, la ripresa sbaglia, Buso scivola, Zeliak, attenzione alla ripartenza subito dell'Ancona, forte a sinistra con Martina sempre scatenato, mette dentro il pallone e fa buona guardia Galli. Sì, dovrebbe essere Martina è una spina nel fianco a sinistra, non riescono. È il migliore dei suoi, le occasioni sono arrivate da lì. Campo scivoloso anche, bisogna fare attenzione, abbiamo già detto nel primo tempo, battuta male l'area messa tra lì, l'aria allontana, però non ci sono maglie bianche, quest'oggi maglia bianca con gli inserti blu celesti, la seconda per il Lecco. Adesso si riportano in avanti, loro Davide premono. Davide ci dice: ho fatto la foto, attenzione, cade in area ma commette fallo Mezzoni su Lepore. Davide ci dice: ho fatto la foto al cane, a Goku con la sciarpa del Lecco, non puoi mandarla qua, la metterò su Facebook. Allora vai su Facebook e noi andiamo a recuperarla da lì e poi la facciamo vedere magari. Allora, intanto c'è una sostituzione, ci dice Fausto, perché noi non l'abbiamo vista da qua. È uscito numero 11 Melchiorre ed è entrato Di Massimo. No, ma guarda il cartello, cioè, la velina, ecco, dalla regia, dalla regia è una cosa fantastica. Di Massimo. La velina, sì. Allora, non dovrebbe cambiare molto. Allora, più punta Melchiorri che è uscito, più trequartista Di Massimo. Bellissimo. Anche qua in controllo, attenzione. Ecco, queste cose però no. Infatti un retropassaggio sul portiere molto rischioso. Riconquista bene palla Lepore, ma non Mamma mia, Lepore che ha quanti anni è partito, gli ha fregato 10 metri prima e gli ha portato via un giocatore. Questo è un giocatore che in una partita di playoff non deve mai mancare, un giocatore come Lepore. Sicuramente per questo punto la scelta è stata su Giudice e Lepore, due uomini ha di fatto bene perché esperienza se no la palla le ha bravi. Ecco, stiamo giocando con intelligenza in questo momento. Questo è importante se devi tirare anche. Attacco di Lepore per l'inserimento di Ilaria a sinistra, va in fondo, non c'è pressione su di lui, può crossare bene, Pinzauti anticipato, la palla si impenna, dall'altra parte la insegue Giudice, poi arriva il diagonale di prima intenzione sulla destra, non ho visto chi era, Zuccon, e la parata. Però ho visto anche una trattenuta di... visto, bravo, penso su Buso probabilmente. Stavo aspettando che si concludesse l'azione per... peccato che non la facciano rivedere perché la trattenuta è stata importante. Sì, non non qualcosa di clamoroso, però il giocatore del Lecco non è caduto a terra, insomma. La prima conclusione della ripresa è del Lecco, ancora una volta, come era successo anche nel corso del primo tempo. Via la palla, il fallo laterale. Con Zuccon in difficoltà, non si bada al sottile con un importante rilancio. Adesso però l'Ancona è entrato bene in campo, sì. Come il finale del primo tempo, è entrata più reattivi con e pressano anche di più. Sì. Buso all'indietro, c'è il lancio lungo di Battistini, colpo di testa da parte dei difensori, Mondonico poi va a inseguire il pallone Barnabà che apre sulla destra per Mezzoni, scivola molto Lepore da quella parte, allora va via Mezzoni sulla destra, attenzione perché entra in area dentro il pallone basso, fa buona guardia Bianconi. L'unica roba che non aveva la possibilità di forse spingere in un'altra maniera. Ecco, Lepore col fallo qua però è segnalato dall'arbitro, dalla guardaline, no scusa, Ilari era. Sì. Fallo dall'esterno dell'incrocio quasi sulla riga di fondo, di laterale. Sì, della linea di incrocio dell'area. Infatti l'arbitro fa rettificare perché avevano bacchiato un metro quelli dell'Ancona per schema diverso, questa volta non c'è la mucchiata in mezzo, partono dalla linea dell'area i giocatori dell'Ancona. Paolucci andrà a far spiovere il pallone in mezzo all'area di rigore. Sì. Lecco tutto schierata in linea. Foschi si sta sbracciando. Sì, c'è qualcosa che non va, secondo lui.
Paolucci va dentro, la schiaccia di testa il giocatore del Lecco, poi Buso la fa impennare a campanile, colpo di testa, a Galli la allontana, non può Dovremmo arrivarci. sfruttare meglio queste uscite dall'area. Scusa. No, volevo chiedere a Ivan, Pinzauti dopo l'inizio e quella bella palla messa non si è più ha visto. toccato pochi palloni. Infatti io opterei sulla velocità, considerando che loro sono lenti. Il suo sostituto naturale da fare è Tordini, se sta bene. Quindi il discorso è, io lo vedrei anche l'ultima mezz'ora nel caso, perché comunque Pinzauti ha già fatto il suo e sicuramente probabilmente non è in gran giornata, ha fatto quello che doveva fare, però bisogna sfruttare, perché loro quando prendono comunque vivacità e confidenza diventano pericolosi. C'è un giocatore a terra dell'Ancona, non ho visto cosa è successo, intanto gol del Gubbio sulla Virtus Entella 1-0. Mi sembra che Battistini nel colpire di testa gli è salito sopra. Dovrebbe essere Moretti forse. No, guarda, la dimostrazione, Stefano, del risultato che hai dato tu, che i playoff sono proprio, cioè il Gubbio che è in vantaggio sulla Virtus Entella. Questo ti fa capire cos'è importante segnare per primi, e poi ogni partita non è mai scontata. Vedi? Assolutamente no, la vediamo? No, con la mano, con la mano toccato, ma non la vedeva nemmeno perché ce l'aveva alle spalle. Poi non era alta, era assolutamente fortuito. L'attaccante dell'Ancona. Infatti ha lasciato poi giocare il direttore di gara. 51esimo, sempre 1-0. Ecco i tifosi del Lecco inquadrati dalla regia di Eleven, che sono arrivati finalmente in un buon numero del Conero, e Spagnoli a terra. Intanto non è di Massimo, si sta rialzando adesso, perché stanno, si rialza un po' intontito, dovrebbe aver preso proprio un colpo. Sì, più che altro un colpo sulla nuca. Allora dice Davide, dovete dirmi in quale gruppo posso condividerla, però su Lecco Channel News non posso postare, su Facebook non può postare. Non so, prova su Lecco Channel, prova su quello di Lecco Channel, celeste. Allora, intanto il gioco è fermo, la rimessa dovrebbe essere dell'Ancona. Prova su quello di Lecco Channel o quello di LCN Sport, vediamo se riusciamo a 2-0 del Gubbio. Subito un'altra brutta caduta per un giocatore della sì, che a terra ancora continuano però a giocare i giocatori di casa. Sulla sinistra il cross nel cuore dell'area, la palla che spiove, poi c'è ancora a terra, se non sbaglio, Moretti. Ci sarà calcio d'angolo, ma Moretti è ancora a terra. Adesso che calcio d'angolo vogliono andare a tirarlo, niente, cioè probabilmente non. Però si è fatto male, perché si rialza a fatica adesso. Ha preso un colpo alla schiena. Sì, perché è saltato sul giocatore del Lecco e è caduto di schiena, vedi? È saltato su Ilari e è caduto male di schiena. No, volevo suggerire a Davide per la foto di mandarci magari come messaggio di posta a Lecco Channel o a Lecco Channel News, queste due scelte. Dobbiamo fare il pieno allo stadio di ritorno, dice Walter, speriamo. Intanto si chiama il calcio d'angolo dell'Ancona, c'è Di Massimo che va a batterlo, Ardizione che fine ha fatto in panchina. Oppure può farlo anche tramite WhatsApp se è più comodo per lui. Attenzione, spiove in area, la palla rimane lì, si sbracciano, vorrebbero un rigore. Non so cosa vogliono, non fa niente. C'è a terra un giocatore. Non si è visto niente perché era Spagnoli. Una mischia. Magari allora c'è. Allora fa un secondo solo, vediamo se c'è il replay, così commentiamo subito questo fantomatico presunto rigore. Spagnoli si è lamentato, il capitano. Vediamo se Eleven ce la rimanda. Sì. Allora, calcio d'angolo, vediamo. Una serie di. Ma no, ma va a scontrare. Ma sai cosa? È il suo compagno che lo travolge. Ma ormai loro provano. Indonico. Niente di fatto, dai, gol del Foggia intanto ci segnalano, ci prendiamo un break. Ha pareggiato con la Virtus, non so se la vedi. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco.
Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Va via abuso e viene steso e si gioca, non c'è fallo. Come fa a non esserci fallo qua? Dai, però adesso, caro signor Matteo Centi di Terni, qua non puoi non dare. Era fallo però, perché era sfuggito alla marcatura. Tanto c'è scusate, il gol del Foggia che prima accorcia 2-1, poi però il Cerignola non ci sta e fa anche il terzo gol, 3-1 del Cerignola, che è veramente scatenato sul Foggia nel derby pugliese. Cross dentro, ribatte la difesa del Lecco, non ci arriva Lepore, la rigioca ancora Mezzoni dentro dall'altra parte a cercare Di Massimo, la palla però sfila e Giudici la allontana di gran carriera a cercare Pinzauti, tanto movimento ma poco costrutto in questo momento per Pinzauti. Zuccon, Ilari, palla in orizzontale per Lepore, rimaniamo sempre lì ma abbiamo comunque il possesso. Lepore cerca un cambio gioco difficile, trova però bene Galli che dà il pallone in mezzo per Zuccon, la palla sul mancino, Zuccon, una grande parata di Peruchini che si distende alla sua destra e manda in angolo, grande tiro di mancino di Zuccon. Ancora una grande parata di Peruchini, proprio era un tiro angolatissimo, si è disteso alla propria destra, ha fatto un bel balzo dai 20 metri il tiro di Zuccon, ha fatto un bel balzo, bella parata come anche bel tiro, due belle splendide azioni. Adesso c'è il calcio d'angolo, 57esimo, secondo tempo, Lecco 1, Ancona 0. Calcio d'angolo per il Lecco, Lepore, ancora angolo, perché c'è la deviazione del difensore dell'Ancona e allora sarà ancora una volta calcio d'angolo, Lepore sempre dalla sinistra. Vediamo cosa succede. Si strattonano in mezzo all'area, colpi non proibiti, però insomma. Allora va Lepore, uno schema, attenzione a cercare la battuta al volo, incrocio dei pali, clamoroso tiro di Giudici al volo, deviato, incrocio dei pali al volo, sarebbe stato il gol dell'anno. Attenzione alla ripartenza dell'Ancona, fuori gioco, no? Sì, c'era fuori gioco, probabilmente lì non viene segnalato, la palla per Paolucci e Giudici, è lui che va a chiudere, grandissima giocata difensiva di Giudici. Ma che strepitoso il capitano, che tiro, un missile al volo da fuori area, ha preso la traversa sotto e è rientrato in campo. Queste sono le cose che, allora attenzione, seguiamo ancora cross dentro, nessun problema per Belgrati, sono le cose che provi e riprovi in allenamento e ti vengono una volta ogni 100 così bene, da rivedere 1000 volte. Destro al volo clamoroso di Giudici, deviato, incrocio dei pali. Forse ho mandato la foto su WhatsApp del cane, è arrivata, come tecnica ricorda quel gol di Van Basten contro la Russia agli europei, proprio un tiro spettacolare che ha toccato la traversa interna e anziché entrare in rete è uscito. 126 da Lecco, Matteo Bonacina ci scrive adesso. Niente di fatto, si riparte, 59esimo, ancora Ancona su rimessa laterale e fallo. Gol della Prosesto, allora sblocca anche la Prosesto con il Vicenza, 1-0. Rivediamo l'azione, guarda. Rivediamo, Lepore va a uno schema, bella palla morbida fuori area dai 22 metri. Coordinato in una maniera da grande giocatore. Mamma mia che tiro al volo di Giudici. Poi non ho visto se la deviazione la fa il portiere o un difensore. Il portiere stesso che la devia, quindi grande parata ancora di Peruchini. Peruchini è il migliore della sta tenendo in piedi l'Ancona, sarebbe già chiusa la pratica da mo'. Il portiere che l'ha deviata. Comunque calcio d'angolo, arretrato sui 25 metri, arriva Giudici in corsa, batte al volo e grande parata di Peruchini. Che azione, ragazzi. Ma io vorrei sottolineare che Giudici non pago, si fa tutto il campo costo costo e va a chiudere su Paolucci. Bello, bellissimo. Merita Lecco, merita abbondantemente questo 1-0, ma anche di più, abbondantemente. C'è il cane, allora c'è il cane di Daide, vediamo, eccolo qua, bellissimo Goku con la sciarpa del Lecco, come promesso la facciamo
vedere. Walter dice di sono scritto su WhatsApp per la maglietta, non so se hai visto. Sì, no, ma allora abbiamo fatto richiesta alla Legea, io ci spero, quindi bello, fallo, ammonizione. Walter, ti tengo informato, Ammonizione per fallo del numero 19 Mondonico, che ha trattenuto Buso, che se era involato, stava andando non verso la porta. No, infatti non avevo visto prima, la munizione ci sta, perché un fallo tattico così c'è tutta, anche perché sulla tre quarti campo, esatto, di Mondonico su Buso, un po' come quella del primo tempo. Adesso c'è la punizione, 61esimo per il Lecco. A parte il tiro, Giudici si è coordinato in una maniera fantastica, cioè meritava il gol solo per quello che ha fatto. Sì, perché così bene la prendi veramente una volta ogni 100 tentativi. Lepore va ancora uno schema a cercare sulla destra, questa volta però tutto molto più complicato, però sarà calcio d'angolo. No. Sì. Angolo per il angolo. Non vedevo il guardaline e la bandierina, si vede. Vabbè. È diventato un po'. Vabbè, a proposito di Cerignola, sarà contento Lino Banfi. Calcio d'angolo per il Lecco, ammucchiata al dischetto, palla in mezzo. Tutto coi pugni, allontana il portiere dell'Ancona, però gioco fermo. Ci prendiamo un break. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschisi.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. C'è stata una sostituzione nelle file dell'Ancona, dentro Petrella, fuori Mezzoni, uno dei più attivi, comunque uno dei due esterni, a destra. Vediamo se Petrella produrrà lo stesso, ma c'è un cambio anche nelle file del Lecco. Allora, esce Galli, entra Lacti. Sì, cambio cioè, non è neanche tattico perché... Ma forse Galli non ha... Sì, no, ma poi centrocampista, Latchi un po' più di... E Zuccon va evidentemente davanti alla difesa. Esatto, sì, quindi... Lo schermo davanti alla difesa. Ci sta anche proprio in proiezione della seconda partita dei playoff. Ripeto, io andavo a lavorare anche su Pinsauti e mettere Tordini, perché secondo me in una partita di questo tipo, con loro che sono tra virgolette abbastanza allegri dietro, questo qua ti può tirare una legnata delle sue e la mette. Battuta alla rimessa, Lepore qui chiude però bene, rimane avanti l'Ancona negli ultimi 30 metri del Lecco, battuta da Moretti, attenzione nel cuore dell'area, poi c'è una deviazione, ancora lo stesso Moretti la rimette dentro, lontana Zuccon, poi un colpo di testa, vediamo se riusciamo a ripartire. Buso, dai, sì, no, siamo in 3 contro 3, ma l'aggancio. sì. Allora rimane avanti l'Ancona, attenzione perché sta provando lo sforzo massimo la squadra di Donadel. No, pallone fuori, dai. Martina non è riuscito a controllare questa volta. 63 minuti, si rimane 1-0. Ma un Lecco che poco fa ha sfiorato un gol clamoroso con Giudici, di una bellezza, ragazzi. Poi quando lo rivedrete stasera nelle nostre immagini, il calcio al volo di Giudici spettacolare. Mi ha impressionato tantissimo. Questa veramente, se è il solito discorso che se l'avesse fatto un giocatore importante di nome l'avrebbero decantato da qui a chissà quanto. Invece ragazzi, senza nulla togliere a Giudici. Buso non c'è fuori gioco, la mette bene, la palla dall'altra parte, Pinsauti sul filo del fuorigioco. Mondonico, fondamentale la sua chiusura, poi c'è forse il fallo di Ilari, non si gioca. Fa giocare, fischiato fallo. Peccato, quel passaggio lì avrebbe smarcato questione di centimetri, proprio è stato un'azione. Si sarebbe trovato davanti al portiere un'occasione fondamentale. Zeliak controlla il pallone, rilancia lungo, ma c'è fallo? No, si gioca. Pinsauti ha perso il contrasto. Sì, a questo punto veramente probabilmente
si rende necessaria, intanto Zelia che evita l'intervento di un avversario con grande flemma olimpica, fa ripartire l'azione dei suoi, Zuccon in verticale, Pinzauti anticipato, attenzione però perché c'è possibilità di ripartenza, Lepore vince il contrasto, viene steso, non c'è fallo. Sì, e c'è giallo. Sì. C'è giallo per il numero 70 Barnaba. Moretti. No, penso Barnaba, sì. Adesso mi è sembrato di aver visto 17. Moretti? Moretti, sì. Ah sì, scusa, no, allora ho visto male io. Sì, perché lo scalcia poi mentre sta già a terra lui. E questo è un giallo arancione. Sì, è un giallo aranciato. Insomma. Più che altro perché poi Lari stava puntando la porta. Sì, lui l'aveva già superato, era, non dico solo, ma quasi. Allora, fuori Bianconi nel Lecco e dentro Stanga. Forse Bianconi non ha i 90 minuti direi. Dentro Stanga. E poi anche Bunino. Allora, dentro Bunino? Sì. E fuori Pinzauti. Non lo vede comunque a Tordini Foschi, non c'è molto da fare. Invece è peccato perché in una partita di questo tipo sicuramente era da Tordini questa qua. Tutte le altre terze stanno facendo fatica, dice Luke. Sì, in questo momento sì. Intanto c'è una punizione dalla tre quarti campo della... Vediamo cosa si inventa Lepore, Scodella centralmente, colpo di testa da allontanare, poi attenzione perché Ilari può caricare sinistro, viene ribattuto. Un altro bel tiro al volo. Giudici, falciato! Non c'è fallo? No. Bene, non protesta anche lui. Aveva già calciato, però poi è stato steso da un avversario, non ho visto di chi si trattava. 67 minuti sul cronometro, 1-0 Lecco, che resiste in questa serata in cui le altre terze, come dicevano giustamente negli altri giorni, stanno facendo molta fatica. È molto attenta alla linea 5.000 spettatori, tondi segnalano ancora. Quindi sono tutti in curva. Li hanno contati, guarda, erano 5.001 ma uno è uscito. Sì. Un attimo. È andato a spostare la macchina. Sì. Comunque la linea difensiva del Lecco è molto attenta questa sera. Sono ben posizionati e non sono mai stati superati. Vorrei dire una cosa ma non la dico per scaramanzia, quindi non la dico. Attenzione Buso che parte, è quasi un 1 contro 1, Buso da sinistra, punta l'area, dentro il pallone, troppa generosità per l'inserimento centrale di Lacti. Ha acceso il motorino. Sì. Doveva insistere ad andare giù a sinistra e entrare in area. Scambia con Ilari, poi Lepore può pensare addirittura al tiro, lo prova, la palla non si abbassa però. Sono in fiducia però. Sì. No, ma è un grande Lecco da 35 metri. Come scrivono i nostri amici da casa, vi confermiamo un grande Lecco oggi, il migliore probabilmente della stagione, comunque uno dei 3 migliori della stagione. Ci prendiamo per una pausa. Continuità. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Torniamo in diretta con il Lecco ancora davanti, Buso perde il contrasto con Barnaba, 69esimo, 1-0, ultimi 20 minuti di partita. Zuccon che ha toccato un'infinità di palloni, Lacti appena entrato al posto di Galli viene buttato a terra, c'è fallo. Dai Lecco, forse hanno sistemato qualcosa sulle scarpe perché scivola di meno? Sì, vedo che sono più, però la parte dove scivolavano i giocatori del Lecco era nella propria area nel primo tempo. Adesso rispetto alla tribuna il Lecco sta attaccando da destra a sinistra. Fase di controllo, lancio lungo sulla destra, cercare Giudice anticipato, Lacti la rigioca, prova ad andare fino in fondo, Lacti vince il due contrasti, dai che può crossare
e qui viene buttata a terra, non c'è angolo, salva il pallone, non c'è fallo, riparte l'Ancona a sinistra. Allora attenzione, superati 2 col contrasto, il terzo. Bravissimo. Dai, che è un momento buono questo. Bisogna schiacciarli dietro, ci sta provando la formazione di Foschi. Zuccon scambia con Ilari, attaccato subito dietro, Di Massimo, poi riesce a dialogare. Bello il pallone per Giudici, di prima intenzione sulla destra. Dentro il pallone, guarda Lepore dentro il pallone, ma l'intervento no. di Perucchini, poi calcio d'angolo. E infatti Lepore fa bene a incazzarsi perché è lì tranquillo, cioè è lì al limite dell'area completamente da solo. Tra l'altro i giocatori loro, guarda da dov'è. La grande azione di Giudici lì a destra. Brava a entrare in area, No, non era Giudici, scusa, ma chi è stato? Non mi vedo bene chi è. Buso. E poi la chiusura direttamente di Perucchini. Angolo. Dai un angolo. Per favore, un angolo, una volta tanto, un bollettino. Perucchini è uscito male, però poi la tiene. È stato disturbato dal proprio difensore. Peccato. Una volta ogni tanto. Adesso ci prova ancora perché le squadre sono un po' più lunghe, prova quasi un fallaccio. Poi attenzione, c'è la giocata pulita, splendida di Zuccon che riparte come un motorino, va a prendersi forse anche il fallo. Sì, non c'era grande azione difensiva, poi ripartenza di Zuccon. Un po'. Anche qua c'era la possibilità che uno poteva bollare un giallo perché l'ha tirato giù in una maniera. Sì. Proprio altra sostituzione. Sì, entra il numero 4 De Santis, è uscito Moretti. Ammonito, quindi probabilmente si è voluto tutelare il Donanelli. C'è un'altra sostituzione, esce Martina che ci aveva fatto penare nel primo tempo. Beh, ma in questi 25 minuti Martina si era spento, sì. Ha dato tantissimo nel primo tempo, è stata un po' una spina nel fianco sulla fascia destra per il Lecco. Però nel secondo tempo probabilmente ha pagato. 72esimo, Giudici, le finte sulla destra, punta Paolucci, lo sfida, Paolucci alla meglio, e però rimessa dal fondo. Ha dato l'impressione dell'angolo. Ha cercato di superare l'uomo, però non ce l'ha fatta. Virtus Verona che va in vantaggio 2-1, quindi la ribalta sul Pescara. Attenzione che Virtus Verona che vince col Pescara. Vedi com'è è veramente. E tra l'altro già anche nella vittoria precedente della Virtus Verona sono quelle squadre veramente, sono quelle mine vaganti. E però aveva dimostrato nel finale di stagione di star bene la Virtus Verona, è cresciuta tanto rispetto all'inizio campionato. Che come noi non ha dei nomi eclatanti, hanno speso poco, però stanno facendo dei bei playoff. Assolutamente. 73esimo. Poi ci vorrebbe un bel contropiede di quelli ben orchestrati e abbiamo la possibilità di farlo. Bonino non ci arriva per poco, Arpione poi sarebbe stato Lecco non è una squadra da prendere la palla sui lanci lunghi del portiere. No, è per questo che allora Lecco deve giocare palla a terra sugli esterni ma per come stiamo ripartendo aveva ragione Ivan, ci stava molto di più Tordini di Bonino, ma infatti però per carità capito, francamente forse vuole Foschi cercare un appoggio proprio su queste palle lunghe che Pinzauti non ha mai preso per poter cercare l'inserimento di Buso, di Zuccon, di Giudici, però di alleggerire un po' la pressione. Era scivolato come mestiere. Attenzione perché riparte bene qui Buso, vediamo se prende il tempo e va via in un secondo momento. Ecco, allora solo per il movimento che ha fatto e per l'intenzione che aveva. Grande palla dentro per Bonino che entra in area. Bonino, e poi cos'è una ciabattata di Bonino? Una telefonata. Ma gli ha dato una palla e ha passato al portiere. Un cioccolatino lei gli ha dato. Mamma mia. Ha passato al portiere. Ha fatto un'azione spettacolare Buso, ha dato una palla filtrante per Bonino che era sull'esterno sinistro da solo davanti al portiere, un po' defilato sulla sinistra, però è rimessa loro. L'ha buttata sul nostro giocatore. Tra l'altro poteva anche fare un paio di passi, era libero davanti a sé prima di andare a calciare. Un giocatore in mezzo che poteva servire. Raddoppia la Prosesto intanto. Si conferma sul Vicenza. Si conferma squadra di rivelazione di quest'anno la Prosesto. Decisamente. Tanto su YouTube c'è una comunicazione del traffico fatta da Enrico Gerosa Tale Canigia
che vale la pena di essere menzionata. Allora, un poco di ironia, ridiamo, è un bel Lecco, comunichiamo che via 11 febbraio resterà chiusa dalle 17.30 alle 20.30 delle 22 maggio, rimozione. Bravo Canigia, cuore blu celeste, bravo. Bella. Ilari, va via un avversario, Barnabà, sulla dentro il pallone per Mamma Buso. mia, che... Buso entra in area, dai, deve che saltare bello. l'uomo e calciare. Buso! L'autogol sul tiro di Buso. 2-0 Lecco, strameritato, e Buso man of the match perché sta giocando una ripresa fantastica. Allora adesso vi diciamo anche chi ha deviato di testa, proprio si è ritrovato il tiro e l'ha deviato Sì, nella propria sparata dentro. perché il tiro non Cioè, sarebbe ammonito. andato. Ma perché? Ma cosa ammonisce? Ammonito Buso? Sì, per l'esultanza. Via subito, dai Nicolò, non stiamo lì a... Ma perché cosa? Non è neanche Ma andato... no, ma sai, Perché dicono che sei andato sotto la curva. invece è andato davanti al nostro fotografo, perché ma ci sta, se uno rivediamo la roba, si mette davanti a Matteo. Rivediamo l'azione. Allora, Ilari, il passaggio. Bellissimo filtrante. Allora Buso si trova 1 contro 1 con l'avversario, le serie di finte, cerca la palla naturalmente sul destro a giro, la palla sarebbe uscita ma trova la deviazione del Ecco, De Santis. Guarda, non guarda il pubblico, Assolutamente va sotto guarda Matteo, dove si è messo. è precisissimo. Ma allora, Sì. allora, io veramente rimango sconcertato dell'interpretazione che possono dare, ma perché questo l'ha Ma chiamata glielo così. dice, guarda, sono andato dal fotografo, guarda, ma che era il bambino un arbitro, proprio... E comunque 2-0 Lecco, ragazzi, dai che Mamma mia. Bellissimo. rischiamo di chiuderla subito adesso magari. Allora intanto ci prendiamo una pausa, ci dice Fausto, poi torniamo fra poco. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci, una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Attenzione. Allora ci chiedono perché è stato ammonito Buso, ma perché ha sbagliato totalmente l'arbitro, si vede, infatti lui cioè proprio non è andato sotto la curva, tra l'altro non sotto la curva perché il fotografo è lì a qualche, non dico centimetro, ma dal calcio d'angolo, è andato a esultare, a fare... È uscito Buso intanto, sì. Perché l'ha visto troppo nervoso, probabilmente per quel giallo, come dici tu Ed è giustamente. entrato Zapataro. E poi Tordini per giudici. Esatto. Allora ci sta, ripeto, che nell'ottica della seconda partita che... Sì, però... Si inverte l'epore. Sì. Anche l'Ancona sta provvedendo. Però ripeto, a prescindere dall'ammonizione ci può stare con il cambio di Buso. Tu sei 2-0 ad Ancona in una partita che comunque stai gestendo, in mezzo, che stai gestendo, e ci sta anche, visto anche quando la seconda partita che facciamo con l'Ancona, il fatto di fare tirare un po' il fiato. L'Ancona solo in area Mondonico non è riuscito a raggiungere la palla di testa. Ci sarà allora la rimessa dal fondo per Melgrati, 79esimo, 2-0 Lecco, dai ragazzi, che ampiamente meritato. alla grande. Sì. Colpo di testa di De Santis, che adesso io non so se Zapataro, tecnicamente è... Tordini che giostra bene in mezzo al campo, tiene la palla, fase confusa, rimessa no, ancora Lecco in avanti. Bravo. Mattia ci dice la mia ancora oggi non è scesa in campo e c'è una Eccolo lì, guarda differenza. Tordini. Per adesso Tordini bello il pallone, Barnabà però è bravo a Di chiudere petto. in diagonale in anticipo sull'inserimento di Zambataro. E di petto appoggia il portiere. Albino che ci dice c'è un ronzio di fondo, avvertite Fausto. No, Sento anch'io in cuffia adesso, non so È una massa. come mai.
Bello l'anticipo. Sì. Adesso non sentiamo più. Lecco risolto. Bello l'anticipo di... Non concede nulla. No, non concede nulla, diciamo, di Ma Stanga. la nostra l'ha rimessa, tra l'altro. Sì, che poi va a conquistare pure la rimessa. Eccellente. 80 minuti di un grande Lecco. Una prestazione francamente... Allora, Tra l'altro unica vittoria fuori casa in questo momento, sono tutte vittorie abbastanza nette in casa e Lecco però è l'unica che sta vincendo fuori casa al Del Conero. Ilari cerca di chiudere, attenzione perché va via invece Prezioso, poi viene raddoppiato. Bravissimo, senza fallo da Zuccon. C'è una deviazione sul suo rilancio. Bonino, dai, bravo, devi far ripartire di là il Lecco subito. Fallo. Si prende però un buon... No, non c'è fallo. Dai. Lascia correre il direttore di gara. Attenzione allora a sinistra l'azione dell'Ancona. Poi Zeliak. Non può evitare la rimessa. Ah sì, la evita, bravissimo. La rimessa laterale. Non riusciamo però a ripartire. Fase un po' confusa ora dopo il raddoppio. Batti e ribatti. Sì, classico batti e ribatti e per il momento c'è... l'Ancona in avanti. Attenzione, prova una conclusione da lontanissimo. Prezioso, Dai, poi Tordini ruba No. palla e viene steso. Questo è rosso. No, è giallo per il neoentrato Prezioso. Tordini se ne stava già È già il andando. terzo che fanno sui nostri in fuga. Tordini va via e poi si butta a terra e lo prende con le braccia. Allora, questo è il fallo. Tipo rugby, no? No, era il fallo che aveva fatto in Inter-Atalanta Lautaro su un giocatore dell'Atalanta in area. È un fallo di nevrosi. Sì, che è tipo Rebbi, l'ha preso. Scusa Fausto, Matteo ci ha mandato, non so se l'hai vista la foto, bravissimo, la facciamo vedere, quella di cui dicevamo prima. Zambataro da sinistra dentro, bello il cross, non arriva Bonino, poi Ilari anticipato, ancora Zambataro, perde però, scivola Lacti, stava quasi per arrivare. Ecco, adesso vedete, questo è Buso che festeggia così davanti a Matteo, lo sta guardando negli occhi, se guardate, altro che il giallo. Attenzione. Zambataro, cos'è che Zambataro? Ha tentato Caro una palla in Zambataro, mezzo cos'è? che non era né un tiro né un passaggio. Vai Stefano, stavi spiegando la foto. No, la foto perché Buso si vede che guarda direttamente Matteo, quindi non sta sfottendo la curva dell'Ancona come lascerebbe presagire il giallo. Attenzione alla conclusione, col mancino di Petrella, la risposta di Melgrati in rimessa laterale, sì. Che il pugno ha rimesso, un bel tiro forte, ha fatto bene a respingere con pugni Melgrati perché adesso tiene palla ancora una presa di Massimo, il cross dentro, Battistini allontana, nel cuore dell'area c'è un ammassamento di giocatori sia dell'Ancona che dell'Lecco, ancora che attacca in forza, sì, a sinistra Prezioso, le finte, poi lo scarico per un compagno, dentro ancora l'ennesimo cross morbido e attenzione, Melgrati fa una grandissima parata, forse la palla era entrata, non si sa, e poi arriva però il gol dell'Ancona sulla ribattuta. Sì, gol valido, sì, Prezioso forse che va a calciare. Aveva salvato Melgrati, sì, Prezioso. Peccato perché aveva salvato con un paratone incredibile. Il Lecco sembrava che fosse riuscito a liberare l'area, invece la palla è arrivata. Rivediamo l'azione. Allora, da sinistra incischiato tanto lì, non sono riusciti. Il cross morbido, allora vediamo, cercano di staccare in due, poi la palla arriva al numero 15, la grande parata di Melgrati, poi un tentativo ancora, la palla viene allontanata e poi arriva col destro quasi dal limite dell'area a segnare Prezioso. Sì, era stato Petrella di testa a fare l'anticipo, peccato. Ci prendiamo un piccolo break, 2-1, dai ragazzi. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. 2-1 dunque per il Lecco, accorciato le distanze con Prezioso, entrato dalla panchina l'Ancona, bisogna stringere i denti.
bisogna stringere i denti. E tra l'altro è un'azione neanche costruita Qua Cerignola 4-1 Cerignola sul Foggia intanto a valanga, ma tra l'altro è un'azione confusa che non costruita bene. Lecco, secondo me l'errore è stato inizialmente quando sull'angolo, sul vertice alto a destra hanno permesso al giocatore, non sono intervenuti decisamente nel contrastarlo, poi da lì il cross in mezzo, un po' di confusione. È un gol non ben costruito come quelli del Lecco, però vabbè, tant'è che l'hanno fatto. È peccato perché insomma è stata la prima vera azione dell'Ancona che ha messo attenzione il Lecco adesso in avanti. Bunino prova dentro il pallone, la ribattuta palla sporca, della difesa. Sì, attenzione, Zambataro può andare addirittura a calciare, ma sporco. Poi perché c'era una deviazione? Sì, perché si è tuffato, ma la palla usciva. Gli ha fatto fare il rimbalzo alto. Sì. 86esimo in questo momento. E qua il recupero sarà più sostanzioso perché ci sono state le sostituzioni. Sì, poi 3 gol. Sì. 86esimo, vanno a battere il calcio d'angolo i giocatori del Lecco con l'Epore proprio davanti al nostro Matteo Bonacina che lì appollaiato dietro la linea di fondo, come vi abbiamo fatto vedere dalla foto che è arrivata poi di Buso che esultava in occasione del raddoppio. Va l'Epore, vediamo cosa propone. Un bel cross, la palla. 2 giocatori a terra del Lecco, ma c'è fallo. Fallo nostro. C'è fallo. Ha finito Ilari. 1-1. Fa ribattere la punizione l'arbitro, battuta troppo in fretta e troppo in avanti. E l'Ancona si riporta in avanti. A sinistra, attenzione, ora ci sono più spazi naturalmente, le squadre sono un po' allungate in questo finale di partita, entrano in area da sinistra, attraversa tutto lo specchio dell'area il pallone, poi la esce. Nostra non è stata toccata, no? No, è proprio duro, va a battere lo stesso giocatore che ha calciato. Sì. E loro adesso stanno dando poi finisce a terra. Attenzione ancora Di Massimo, la palla sul mancino, calcia male, Lacti allontana. Vediamo se riusciamo a ripartire con Bunino da solo però davanti. Sì. Quindi ha buon gioco la difesa dell'Ancona. Adesso il Lecco è arretrato in difesa completamente. Lancio di De Santis. Si stanno riportando tutti in avanti. C'è da soffrire in questi minuti finali. Dai, vediamo se usciamo in contropiede. Ilari, dai. Palla per Zambataro che ha un po' di campo davanti a sé. Dai che hai gamba, devi andare Zamba, vai. No, perde palla. E se l'ha allungata un po'. Poi va a spendere fallo, no, ma si prosegue per il vantaggio. È stato ammonito, poi era inutile. Paolucci allarga per un compagno a sinistra. Si torna indietro, Mondonico. Non passa più il tempo. Paolucci. In queste occasioni prezioso. Ecco, però si compatta dietro. De Santis. Forza ragazzi, tornano indietro. In questo momento stanno facendo circolare palla. E bella la chiusura di Zambataro. Ilari allontana, magari riusciamo anche a ripartire alla velocità di Tordini. Un 1 contro 1. Tordini, dai Mattia, non lo appoggia nessuno. Tordini prova a calciare col pallonetto alto di poco. Però vedi, in queste situazioni lui ci prova sempre. Era da solo, sì. Si è guardato attorno, Bunino non si muoveva, non c'era nessun altro. Giustamente prova. E che poi tra l'altro ha perso il tempo perché è scivolato anche lui. Di conseguenza, perché se no sarebbe riuscito ad arrivare un po' più avanti per calciare, invece poi i difensori, 2 centrali sono riusciti a recuperare e a fare un po' di opposizione. Palla nostra a Melgrati che sta cincischiando per far passare il tempo. Ovviamente ora si gioca un pochino anche sui secondi da far trascorrere, siamo all'89esimo, io immagino che ci saranno almeno 5 minuti di recupero. Sì, può essere. Secondo tempo. Bunino, ma cos'è? Chiede Walter. Ciabattaro, Zambataro, Davide. Bunino è l'attaccante più scarso che abbia mai visto in tutta la mia vita, scrive Medinto che già. Zamba altro paracarro. Attenzione all'Ancona, bella la chiusura, qui non c'è fallo, poi Battistini. Bravo, no, c'è fallo. Ma non era fallo, ha preso il pallone. C'è stato un contrasto al limite dell'area su Spagnolo e su Petrella. Mondonico, scusa. Sì, Petrella a terra però. No, il 19. Mi sembra 15, però Petrella. Una brutta posizione lì, Per me aveva toccato palla. Fischiato calcio di punizione. Sì.
Adesso calcio di punizione. Allora, Davide però Buso è uscito, dice dai Buso e Tordini confidiamo in voi. Tordini è impattato bene la gara. Dai 17 metri più o meno all'altezza della lunetta dell'area. Vediamo chi va a calciare. C'è Prezioso, poi se non ho visto male... No, ma Prezioso che sta prendendo la... Prezioso, fai una bella compilation di errori. Attenzione. Se no lo dico Gigi D'Agostino. Bravo. Intanto Petrella si è fatto male perché è ancora lì che zoppica. Petrelus. 5 di 5-0 recupero. il Cerignola. No, 5 di recupero? Ah, 5. No, 5. Attenzione allora a Prezioso, mette anche il coccodrillo in barriera Melgrati, la deviazione della difesa della barriera. È andata bene, via. Accorcia il Vicenza con la Pro Sesto 3-2? 2-1 sul. Ancora come prima, stessa azione. Però spezziamo bene, proviamo a ripartire. Dai, Bonino devi tenerla la palla, non c'è fallo. Poi fallo però, sì. Ma adesso Di Massimo difficilmente sul fondo la rimette dietro a cercare un compagno, cross lungo. Via. Melgrati. Stai giù, bravo. Perdi tempo lì. Passa un minuto intanto. Melgrati e Belmadrea. Sì. Bel tempo. Forza ragazzi, dai, un minuto, è passato appena un Bunino ha preso pochi di pallone anche lui, però ha fatto fatica davanti con questi lanci lunghi. Ora c'è da soffrire anche questi ultimi 4 minuti di recupero. La palla lunga, tentativo di anticipo riuscito di Stanga, che è un altro che ha impattato bene dalla panchina. Zambataro allontana. Mettila giù e comincia a correre. Però la palla va fuori, non ci sono compagni raggiungibili. Zambataro aveva l'occasione per portarsi sull'esterno e venire giù, almeno portare un po' di... guadagnare metri e venire in avanti con la palla. 2-2, pareggia il Vicenza. Pensavo 22. L'ha rimessa in carreggiata il Vicenza con la Pro Sesto. Ancora l'Ancona in possesso palla, la sciabolata lunga fuori. Fuori, bene. Con calma Melgati va a recuperare la palla, la rimette in mezzo. L'arbitro dovrebbe sollecita. Confermiamo, dovrebbe esserci sorteggio dopo, no? Dopo Sì. questo turno, quindi non si sa ancora ovviamente contro chi giocheremo. L'arbitro sollecita Melgati a rinviare lungo. Meglio Buso dalla panchina che Zambataro in campo, dice dai. Allora, fallo su Bunino qua, fischialo una volta. Non fischia niente. Non fischia più niente adesso. Bunino adesso l'Ancona in casa sta premendo e non fischia più niente. Cosa è successo? Inverte la rimessa, ha sbagliato. Sì. Perché se ne sono andati 2 minuti di recupero, ne mancano ancora 3. Ne mancano, annullato gol del Vicenza, ci scrive il giocatore scrive Lolly Fly della Ancona che ha sbagliato la rimessa. Il Lecco in casa, non la leggo questo messaggio per scaramanzia. Allora, battuta la rimessa da Zambataro che cerca l'Epore e Bunino devi tenerla giù, invece sbaglia tutto. Poi però rimpallo sulla sua schiena lo favorisce Tordini, sbaglia il controllo, ha controllata male qua. Sbagliato il controllo. Mattia, ributtata un po' la Carlona dall'Ancona che non riesce a uscire. Poi Zuccon qui perde palla, c'è vantaggio, mi sa, ma c'era forse il fallo di Zuccon che ha perso una palla sanguinosa. Prezioso dal limite dell'area, dentro il pallone per il compagno di Massimo che va fino in fondo, Melgrati, e poi arriva il gol del pareggio, dell'Ancona sulla palla persa di Zuccon a centrocampo. Petrella. 10 minuti infernali, cosa abbiamo buttato via? Ragazzi? Manca un minuto alla fine. Ammutoliti. 94esimo quasi. 2-2. Perché c'è il discorso dei gol in trasferta che valgono doppio per la seconda partita, però ma qui valgono doppio. No, nel senso che se pareggiamo tutti e due passiamo noi perché ci siamo piazzati meglio. Ok, non è solo quello. Credo, Però avevamo una partita in cassaforte. Guarda che azione, eravamo in 4 contro 2, Però lui è stato bravo. Prezioso, vince il rimpallo, Battistini non fa fallo perché sarebbe rigore su Di Massimo e poi arriva. No, un'azione costruita bene, però ho fatto i complimenti fino adesso al pacchetto difensivo, però qua ci hanno bucato bene. Siamo un po' addormentati, porca miseria. Proprio in finale di tempo. E però adesso senza essere cattivo, Bonino ha perso 2 o 3 palle. Non è colpa sua se abbiamo preso il gol, no, qui è Zuccon che ha perso una palla però sanguinosa a centrocampo. Mi aspettavo qualcosa di più da Bonino, che potesse tenere palla in avanti
e invece non è servito al compito per cui era stato inserito, anzi ha perso 2 palloni secondo me importanti. Poi il gol sicuramente magari l'avrebbero anche fatto. Attenzione al Lecco, rimpallo. Allora, tra l'altro possiamo dire che i cambi di Donadella hanno cambiato la partita, perché l'azione è stata Prezioso, da quando è entrato ha messo in grande difficoltà la difesa del Lecco, confezionato il gol, Prezioso, Di Massimo e poi Petrella, da tutte le persone giocatori che sono entrati dalla panchina. Finisce 2-2. Finisce 2-2. Peccato. Insomma, eravamo avanti di 2 gol. In 10 minuti, in meno, meno di 10 minuti. A breve sentiamo Matteo dallo stadio, diamogli il tempo di fare le foto. Prosesto? È annullato il gol del Vicenza. Insomma, vabbè, grande amarezza, perché ci avevamo ormai fatta portare a casa una vittoria che sarebbe stata fondamentale, però insomma lunedì li aspettiamo a Rigamonti Ceppi. Che peccato, guarda, mi viene un nervoso. Dobbiamo chiudere le partite, dice sì, dobbiamo chiuderla. C'è un nervoso addosso, proprio una prestazione stupenda. Walter trova i cambi di Foschi hanno fatto danno, e quelli di Donadelli invece hanno cambiato in positivo per l'Ancona. Va detto. Va detto. Bunino non ha tenuto palloni, Tordini un po' isolato davanti, ci ha provato, Lacti poco filtro, non ha dato quello che ha dato Galli. Stanga così, Zambataro, insomma, un paio di discese interessanti, poi però si è un po' spento. Quando rivedrete l'azione su quella del primo gol, quell'attimo di indecisione sulla vertice alto destro che ha permesso poi di dare la palla a chi ha crossato, secondo me quella lì è stata la chiave di volta della partita, perché poi hanno segnato e ci hanno creduto, perché allora brava l'Ancona che ci ha creduto fino alla fine, ha raddrizzato la partita. Noi un po' pulli, perché 6-2-0, abbiamo avuto tante occasioni per chiudere definitivamente il discorso. È chiaro che rimane l'amarezza, vai a casa con 2-2. No, poi è una partita che comunque l'hai dominata, cioè adesso è questo il discorso. Per 70-75 minuti, magari non con costanza, però abbiamo dominato. Guarda, anche loro hanno iniziato a premere. Ti riconosco il fatto che, a parte, ripeto, i cambi sicuramente azzeccati da parte loro, però alla fine hanno fatto un discorso di forze, però abbiamo controllato bene, peccato davvero. Allora sento Matteo, mi senti? Sì, ciao. Ciao Matteo, allora dicevamo c'è grandissima amarezza, perché avevi portato a casa un 2-0 o anche un 2-1, una vittoria importantissima, e alla fine ti sei fatto rimontare. Brava l'Ancona certo a crederci, però è un po' calato il Lecco anche a livello di attenzione, e anche dopo i cambi probabilmente. Sicuramente i cambi hanno dato molto meno rispetto a quello che era lecito attendersi. Questa è una cosa indubbia, è un delitto non vincere una partita del genere. È utile che ci chiediamo troppo in tardi, è una partita in cui crei quante 5 palle gol, anche di più. Così è fatto un numero sicuramente sì. Però cosa dobbiamo fare? Se non vinci partite del genere non è il merito degli altri, ma soprattutto colpa tua. Assolutamente, da loro va detto che Donadella ha azzeccato i cambi, perché quelli che sono entrati, per esempio il gol del 2-2 confezionato da 3 giocatori entrati dalla panchina, che hanno dato comunque vivacità. Sì. Però insomma la gestione, su una brutta palla persa da Zuccon, se non ho visto male. Sì, era molto rammaricata fino a partita, infatti la maglia sopra la testa. Anche perché Teo ha fatto una partita stupenda Zuccon fino a quel momento. Indubbiamente è stato uno dei migliori, poi sicuramente oggi si porterà dietro tanta amarezza, anzi sarà anche doppia, proprio per il fatto che alla fine sarà condizionata inevitabilmente da quell'errore in una fase decisiva della partita. Assolutamente, perché poi, come diceva qualche nostro amico da casa, è ovvio che il 2-2 visto in valore assoluto è un buon risultato, perché poi abbiamo il vantaggio di poter pareggiare anche in casa, però vista i 90 minuti di oggi c'è grande rammarico. Sì,
Vedo che nel nostro girone noi siamo stati gli unici a fare qualche cagata del genere. Permettetemi in caso. Guarda Matteo, io sto rivedendo l'azione che poi ti ha visto vicino protagonista Buso sul fatto della foto. Non si vede chiaramente che lui non è andato sotto il pubblico in segno di sfida, è venuto a fare una foto. No, è venuto a fare la foto, Buso. Ma sì. Non si può morire per una cosa di questo tipo. Sì. Infatti lui cerca di spiegarsi, abbiamo visto, ma l'arbitro non lo ascolta. Diciamo che lì ci voleva magari un po' più di malizia, va bene, la foto la faceva la prossima. La fine. Ti volevamo chiedere due cose, questa che ti ha chiesto Ivan, e poi l'altra, lo straordinario gesto tecnico di Giudici che calcia al volo e prende l'incrocio dei pali sarebbe stato il gol dell'anno. Deve maledire Perucchini perché ha fatto una parata fuori di testa. Sì. Che tra l'altro Perucchini ha tenuto in piedi i suoi, perché altrimenti già nel primo tempo... Sì. In maniera generale lo considero il migliore in campo dell'Ancona, perché comunque ha tirato... In senso assoluto, ha fatto, sai, vero ci sono i gol, però un portiere che fa 4 parate importanti vuol dire che ha inciso in maniera fondamentale all'interno della partita, quindi guarda, per me è proprio il migliore in campo in senso assoluto per Uccini. Nel secondo tempo quella sul Zuccone e quella su Giudici, queste due parate strepitose, è stato molto difficile, perché Zuccone aveva tirato a fin di fallo molto bene, di sinistro, un tiro molto difficile anche da leggere, e noi è piaciuto molto bene. Permettetemi di dire che alla fine il peggior per Uccini l'abbiamo visto noi a Lecco, poi da lì in poi ha sempre giocato forte. Assolutamente. Va bene Matteo, ti ringraziamo allora, mentre vediamo che l'Ancona va a festeggiare sotto la curva sud piena di tifosi dorici. Sì. Ti ringraziamo, buon rientro. Non è che ci sia tutta sta festa che ha il 2-2, però come diceva come alla fine non è che vada proprio bene a loro il 2-2, però no, certo. Il rimonta gli lascia comunque un sapore decisamente migliore che non quello nostro. Va bene Matteo, grazie mille allora per la puntuale, come al solito, corrispondenza. Buon rientro. Ciao. Buon rientro. Ciao Matteo. Ciao. Giro finale anche con voi. Beppe, allora è chiaro che quando è così è più l'amarezza che non il fatto di dire sì, però possiamo gestire la partita di ritorno. Guarda, io inizialmente ero in linea, come abbiamo già detto con Ivan, ero molto fiducioso per la formazione messa in campo da questo Lecco e per la prestazione sciorinata fino all'80°. Resta l'amaro, per non dire un'altra parolaccia, per il 2-2, però fondamentalmente sono contento perché poi ci sarà il ritorno a Rica Monticeppi con il nostro pubblico, con una squadra che ha dimostrato che ha le qualità per giocarsela con tutti, perché fisicamente stava bene ed è la cosa più importante, perché fino al 90° correvano tutti, e quindi l'invito, non mi resta che l'invito a tutti gli spettatori, i tifosi e quant'altro, appassionati di calcio, di venire lunedì a Rica Monticeppi per il ritorno. Assolutamente, Ivan, un ritorno che ci può far stare fiduciosi, nel senso che in casa fino adesso raramente ha sbagliato. Sì, io ripeto, è la cosa che è predominante, è normale che se non forse non vedevamo il finale, era uno dei risultati che uno teneva in considerazione ancora prima di giocarsela questa partita, quindi dobbiamo accettare quello che poi alla fine ha dato il campo. Però io dico che abbiamo buttato nel cesso una vittoria, proprio da questo punto di vista, quindi devo dire, il rammarico mio non si può dire uno poi magari ha sbagliato i cambi, perché io guardo la totalità della partita. Se una squadra meritava di vincere sicuramente era il Lecco, e se ho detto che il miglior giocatore loro è stato il portiere, è confermato anche da come Matteo era sul campo. Quindi sinceramente devo dire che è un risultato buono. È normale che la vittoria anche per 2-1 ti consentiva comunque di affrontare la partita, malgrado se sei in casa, malgrado faremo sicuramente un bel pubblico, però con un momento di fatto diverso.
Forse, spero di non essere smentito, questo tipo di risultato ti mette in condizione di andare di avere anche dell'accortezza, perché comunque è un pareggio. Quindi io sono deluso, perché se vinci una partita a 10 minuti dalla fine, abbiamo peccato il secondo gol al 93esimo. Sì. Cioè adesso questo in una partita, già in campionato ti girano i maroni, ma nel momento in cui tu lo becchi nei playoff ti dà fastidio, perché se andiamo a vedere i playoff, sono partite strane, andiamo a rivedere le partite stasera, e tra l'altro il Lecco era la squadra che era forse l'unica che vinceva in trasferta. Sì, è l'unica ad aver fatto comunque il risultato positivo in trasferta, perché se andiamo a vedere, direi di sì. Pescara che pareggia alla fine 2-2 sì, con la Virtus Verona. Va bene, Beppe, volevi aggiungere qualcosa? No, ti ho visto che dici qualcosa, no? Sì, volevo lanciare un appuntamento sabato e domenica prossimi al Bione, Trofeo Città di Lecco, Lupo Alberto per il Rugby Lecco, dove Lecco Channel è media partner, quindi quale migliore occasione, visto i tanti ascoltatori in linea, che insomma tutti possano passare 2 giorni di festa e approcciarsi a uno sport che è sempre tanti ragazzi coinvolti, no Giuseppe? Esatto, sì, ci si aspettano 16 squadre, centinaia e centinaia di ragazzi, di giovanissimi anche, e l'Ecco Channel, come al solito, vicino allo sport blu celeste, ha dato il suo contributo e darà. Fatto benissimo a ricordarlo, Grazie. Beppe. Grazie allora a Giuseppe Mazzoleni. Buona serata a tutti, grazie dell'ascolto. Grazie a Ivan Alborghetti. Grazie sempre, Forza Lecco. Grazie anche a Fausto Riva e a Paolo quest'oggi in regia. Allora, da parte mia un saluto, peccato per questo 2-2, ma ci ritroviamo lunedì per il match di ritorno. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.